Ben ritrovati, buongiorno, prima edizione nuovamente in diretta per tenervi aggiornati su che cosa sta accadendo in questo momento nel nostro territorio. Mercoledì 10 di maggio, pochi giorni dalle elezioni, in Italia si tornerà alle urne per decidere centinaia di primi cittadini e anche per questo in questa edizione anticiperemo il dibattito politico che inizierà tra pochissimo, ma in apertura ci chiede il collegamento il nostro Christian Arboit, si trova a Treviso. Ricorderete domenica sera l'incidente alla guida dell'auto Bruno Sabadin, auto che ha fatto un'inversione a U, così pare, in A27 nel tratto tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud, una strada in cui Sabadin ha trovato la morte, ma ci sono stati anche dei feriti. Per noi Christian Arboit. Christian, buongiorno, dove ti trovi? Sì, buongiorno Anna, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Simone Merlo per la parte tecnica. Mi trovo in casa di Alfio Pistorio e della moglie Giulia, i due sopravvissuti dell'A27, il terribile incidente di domenica sera che è costato la vita, come sapete, ve lo abbiamo raccontato, a Bruno Sabadin, l'uomo di 67 anni che stava procedendo contro mano, che prima ha di fatto toccato un'auto condotta da alcuni con all'interno una famiglia veneziana e poi si è scontrata con la Passat guidata da Alfio. Alfio e Giulia quel giorno avevano trascorso una giornata di spensieratezza, di svago sul lago di Santa Croce, quindi riavvolgiamo il nastro. Alfio, che cos'è successo domenica sera? Ma innanzitutto sono felice di poter dire che siamo vivi, siamo qua, stiamo raccontando questa storia terribile, tristissima, soprattutto per chi è morto, perché comunque è una persona morta e quindi dispiace questo. Ma noi rientravamo dal lago appunto di Santa Croce, dove avevamo trascorso una giornata serena con il nostro Labrador, abbiamo un piccolo Labrador, quindi per la prima volta l'abbiamo portato a nuotare al lago, insomma è stata una bella giornata. Stavamo rientrando in maniera molto serena, anche per fortuna a velocità moderata, comunque da autostrada 110, dopo la galleria di Fadalto, diciamo, dopo esserci messi in autostrada, ho deciso di superare perché il traffico era abbastanza lento, insomma, quindi mi sono messo in corsia di sorpasso con la freccia e quindi ero in accelerazione quando tutto a un tratto ho visto una macchina a contromano. Non era nella corsia di sorpasso, mia moglie ovviamente ha un'altra percezione perché lei non stava guidando e quindi io ho sperato che lui rimanesse, mi dispiaceva perché era in mezzo ovviamente perché io avevo macchine a destra perché stavo superando e il guardrail a sinistra, ho sperato che lui rimanesse in quella corsia, ma stiamo parlando di frazioni di attimi, proprio frazioni di secondi, e invece lui forse per evitare le macchine che erano prima di me in mezzo si è buttato verso il guardrail. A quel punto io ho frenato a tavoletta ma non ho potuto evitare lo schianto, proprio sia stato dritto. E ho pensato di essere morto perché lo schianto è stato terribile e quindi ho gridato, mi ricordo di aver gridato ma ho sentito la macchina esplodermi addosso, l'abitacolo proprio esploderci addosso. E dopo qualche secondo ho capito che, insomma, che tutto sommato avevo male al braccio, pensavo di avere il braccio rotto perché ho preso una buttabotte e quindi si è gonfiato subito il braccio e il mignolo completamente storto e quindi diciamo capivo che si era rotto, ma siamo scesi con i nostri piedi dalla macchina. Lì io pensavo di essere sceso subito dalla macchina, poi invece quando siamo scesi abbiamo capito che c'era già gente attorno, quindi macchine ferme, gente attorno, e io sono uscito gridando perché ero disperato, ovviamente ero convinto di essere distrutto. Io pensavo di uscire dalla macchina e cadere per terra perché ho sentito una botta incredibile e si sa che in questi momenti l'adrenalina è fortissima, quindi tu riesci a uscire dalla macchina ma poi cadi per terra perché sei distrutto. Io avevo quella convinzione e invece per fortuna siamo scesi dalla macchina e ho capito che nonostante la brutta botta eravamo più o meno integri. Ero preoccupato per lei perché invece lei mi diceva che aveva un dolore terribile allo stomaco, al petto e quindi perché aveva preso una botta terribile. Ecco, lei signora Giulia prima mi raccontava, mi ha detto ho pensato per lunghi attimi di essere morta. Sì, ma mi sono accorta questa macchina avvicinare proprio a noi e per un attimo mi è passato per la testa questa persona vuole suicidarsi e poi c'era questa botta fortissima, ho avuto un dolore fortissimo sull'addome, la gabbia torace, le gambe, poi
ho visto questi airbag bianchi e anche il fumo, e per un attimo mi è venuto persino in mente che siamo già in paradiso, se siamo morti, ma poi ho visto il mio marito che gridava, si muoveva, ho aperto la porta, non so come, sono uscita dalla macchina e sono messa a chiamare l'aiuto alle persone, e per fortuna io apprezzo molto. Tanti sono fermati ad aiutarci, erano talmente disponibili, ci hanno messo ad aiutare, a parlare, a chiamare la polizia. Io non dimenticherò mai l'aiuto di queste persone sconosciute assolutamente. C'erano 2 o 3 coppie. Quindi resta anche una profonda gratitudine nei confronti di chi si è fermato. Se posso dire una parola, vorrei ringraziare, perché mi ha scritto il nome o il suo numero di telefono, lo chiamerò ovviamente, il signor Claudio e la sua, non so se compagna, moglie, non mi ricordo il nome onestamente, che si sono preoccupati del nostro cagnolino e l'hanno preso, l'hanno portato da un nostro carissimo amico da Padova, cioè loro sono di Padova, si sono fermati a Treviso, hanno contattato questo mio amico e l'hanno portato. È stato molto, siamo molto grati a queste persone. Molto umani. Ecco, ritornando... È stato molto impressionante questo comportamento delle persone sconosciute. Non erano indifferenti, non erano proprio là a guardare. Sì, hanno agito subito, e questo è molto importante. Chiedo, ecco, un'ultimissima battuta. Bruno Sabadin, il 67enne, stava procedendo contro mano. Lei, Giulia, dice, secondo me si voleva suicidare. Perché questa convinzione? Non so, perché secondo me ho avuto a livello intuitivo questa sensazione, questa persona che stava andando con la velocità estrema proprio dritto verso di noi, come kamikaze giapponese. Solo questo mi è venuto in mente. Alfio dice forse era confuso. Secondo me, non guidando, ha avuto un'altra percezione e l'ha visto un attimo dopo di me. Io invece ho visto, almeno questo mi ricordo, poi onestamente essere precisi al 1000 per 1000 è difficile, ma io mi ricordo di aver visto questa macchina nella carreggiata di centro venire a velocità, sì, ovviamente perché lui stava correndo, ma secondo me, visto che noi eravamo in sorpasso, eravamo qualche metro indietro di quelli che erano prima di noi nella carreggiata di centro. Quindi lui ha avuto paura, indubbiamente, perché io questo ho percepito, e si è buttato nella corsia che lui pensava vuota, che era verso il guardrail, e invece arrivavamo a noi. E quindi è stato... Io penso che lui era in totale confusione, non mi sono neanche permesso di pensare che persona fosse o perché l'avesse fatto. Insomma, io ho visto che l'hanno sceso dalla macchina ed era già praticamente morto, hanno provato a rianimarlo ma era già morto. Non mi sono neanche avvicinato perché ero già disperato per noi, ero molto preoccupato per il nostro cagnolino, che comunque per noi è uno di famiglia. E insomma poi è successo quello che è successo, insomma lui è andato, poverino, e insomma questo è quanto. Alfio, Giulia, io vi ringrazio davvero. Per il momento, Anna, è tutto con Simone Merlo da Treviso, dalla casa appunto di Alfio e Giulia. Ti restituisco la linea. Grazie Christian Arboit. Giulia è stata dimessa proprio ieri nel tardo pomeriggio, una bella testimonianza questa di vicinanza e della capacità, insomma, di essere solidali di fronte alle tragedie che coinvolgono persone che sono vicine a noi. Tra pochissimo noi ci collegheremo invece con la nostra Ilaria Marchiori, perché in questi giorni stiamo parlando di aggressione soprattutto presso le stazioni ferroviarie, nei convogli ferroviari. Tra poco ci collegheremo con lei, De Mestre, ma intanto vediamo un'altra notizia di cronaca che ci porta nel Padovano, perché è stato individuato dai vigili del fuoco e ripescato senza vita nelle acque del Piovego Ivano Dalle Fratte, 75 anni, conosciuto in città dopo aver lavorato come fabbro, ora in pensione. Era sacrestano, direttore del coro del Tempio della Pace, la parrocchia in cui viveva. Siamo a Padova, non aveva più dato notizie di sé da alcuni giorni, erano scattate le ricerche dopo la denuncia dei familiari. L'ipotesi più probabile che sia scivolato in acqua mentre percorreva l'argine con la sua bicicletta, che in effetti non è ancora stata trovata. Con la nostra Ilaria Marchiori, come promesso, allora sì, ci spostiamo nel veneziano, siamo a Mestre, una tentata violenza ad una ragazza, siamo in un convoglio ferroviario. Buongiorno Ilaria, raccontaci tutto.
Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori, ci troviamo proprio qui alla stazione di Mestre, un altro episodio avvenuto a danno di una ragazza giovane, una ragazza di 20 anni, una ragazza veneta, sul generis di quelli avvenuti nelle scorse settimane nella provincia di Bergamo ma anche di Milano e che sono balzati agli onori della cronaca proprio perché queste ragazze avevano subito degli abusi sessuali da parte di persone conosciute all'interno del treno. Questo episodio è avvenuto lunedì sera, la tratta è quella di Treviso-Venezia. A un certo punto questa ragazza si trovava a bordo del treno, era seduta tranquillamente, non c'erano altri passeggeri accanto a lei, è entrato un ragazzo, hanno scambiato due parole, secondo quanto lei poi ha raccontato agli agenti della Polfer, si sono anche scambiati il contatto social, dopodiché lui ha iniziato a palpeggiarle le parti intime. A questo punto è andata subito a chiedere aiuto, una volta scesi lì c'era il capotreno che ha avvisato subito gli agenti della Polfer e anche grazie al contatto social dove c'era la fotografia di questo ragazzo in poco tempo gli agenti sono riusciti a rintracciarlo e quindi a fermarlo. Lui aveva anche provato a cambiarsi la maglietta che era diversa perché la ragazza aveva descritto come era vestito, non aveva quella maglietta ma aveva provato a depistare proprio o a non dare nell'occhio cambiandosi la maglietta, ma questo non è servito, quindi ad un certo punto l'hanno preso e non c'è stato più nulla da fare. La ragazza poi è stata portata negli uffici della Polfer qui di Mestre per essere ascoltata e sentita. Dunque questo ragazzo si può dire che è stato rintracciato anche grazie ai social. Resta comunque la paura soprattutto tra le giovani ragazze ma anche tra donne di una certa età nel trovarsi da sole a bordo dei treni, soprattutto in orari in cui ci sono pochi passeggeri. Noi siamo riusciti a sentire già qualche donna, qualche persona che ci ha detto che servirebbero a loro avviso più controlli sui treni perché sta diventando difficoltoso anche poter fare un viaggio in tranquillità perché comunque la paura c'è. Ora noi continueremo a provare a cercare altre persone, per il momento qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Marchiori, grazie Ilaria, buon lavoro. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Padova, la Cassazione ha depositato le motivazioni che hanno portato alla condanna dei genitori di Eleonora Bottaro, la 18enne morta di leucemia dopo aver rifiutato le cure, dunque la chemioterapia. Sentiamo. Eleonora era condizionata dalle scelte dei genitori di cui si fidava ciecamente, scelte che l'hanno portata alla morte a soli 18 anni. Sono queste in sintesi le motivazioni della Cassazione che hanno confermato definitivamente la condanna a 2 anni di carcere con la condizionale per Lino Bottaro e Rita Benini, i genitori di Eleonora Bottaro, la 18enne di Bagnoli di Sopra, morta nel 2016 a causa di una leucemia linfoblastica dopo aver rifiutato le chemioterapie quando era ancora minorenne. I genitori sono seguaci del metodo antiscientifico Hammer, il medico tedesco radiato perché sosteneva che i tumori dovessero essere curati con la vitamina C e la psicoterapia e queste convinzioni le avevano trasmesse alla figlia che vista la giovane età non aveva la percezione della gravità della sua malattia e della reale possibilità di morire. Quando Eleonora Bottaro si è ammalata nel dicembre del 2015 aveva ancora 17 anni, come ogni figlio si fidava ciecamente dei suoi genitori e infatti la Cassazione nelle sue motivazioni scrive: la ragazza era succube delle convinzioni dei genitori a cui si era assuefatta e che aveva fatto proprie. In pochi mesi la leucemia linfoblastica l'ha uccisa nell'agosto del 2016, pochi giorni dopo aver compiuto 18 anni. I medici dell'oncoematologia pediatrica di Padova, che inizialmente l'avevano seguita, avevano invece prospettato l'80% di possibilità di guarigione se Eleonora si fosse sottoposta fin da subito alla chemioterapia e alle cure tradizionali. Ancora violenze, torniamo nel veneziano, un tassista picchiato, siamo in piazzale Roma, uno derubato a Mestre tra furti, aggressione e truffe nei pagamenti. I tassisti denunciano una situazione sempre più critica. Intolleranze, delinquenza in generale sono sempre più grandi e non ci sono dei presidi sicuri, continui. Forse qui in stazione è l'unico posto dove
abbiamo il supporto della Polfer che spesso intervengono. La presenza di un presidio della polizia ferroviaria finisce con rendere proprio la stazione di Mestre uno dei luoghi più sicuri per i tassisti, una categoria che si sente sempre più nel mirino. Il tassista aggredito a Piazzale Roma da un giovane che peraltro sembra stesse importunando da tempo i passanti e il furto di 170 euro subito da un suo collega a Mestre sono solo gli ultimi episodi e la punta dell'iceberg di una realtà difficile che rimane spesso sommersa. Tante volte si mette sul piatto della bilancia il tempo che si può perdere per far valere i propri diritti per una determinata corsa, che può essere 10, 20, ma anche fossero 50 euro, e il tempo che si perde per la denuncia, per identificare, per lasciare tutti i nominativi identificativi, queste cose qua. E il più delle volte si lascia stare perché non è conveniente per l'attività. Un'attività in cui il taxi oramai lo prendono anche gli spacciatori, evidentemente contando sul fatto di viaggiare su un mezzo che ha poche possibilità di essere fermato e controllato. Ci chiedono di attenderli un attimino, si allontanano, non li vediamo, dopo un po' ritornano e ci chiedono di andare a destinazione. Sappiamo o presumiamo quello che fanno, non possiamo averne certezza ovviamente. Ma problemi ce ne sono persino con le orde di ritorno da tour alcolici a Venezia, magari addio al celibato, quando il tassista si trova a fronteggiare gruppi di persone particolarmente ubriache e aggressive che vogliono essere trasportate al prezzo che decidono loro. In altri casi invece la truffa del mancato pagamento è oramai evidente. Con le carte di credito ne abbiamo viste di tutti i colori, allora vengono, la carta non funziona, mettono in dubbio che sia, e purtroppo delle volte è vero anche, che sia un problema della banca, però non hanno i soldi. C'è chi lo fa di proposito, arriva con la carta, scarica o non è sua perché poi non si può verificare e non è facile, noi perdiamo i soldi della corsa in quel caso. Stazione sicurezza sono solo alcune delle questioni di cui dibatteremo tra pochissimo qui in questa sede, in diretta come sempre dibattito politico. Prima però andiamo in pubblicità, a tra poco. In diretta come sempre, buongiorno, ben ritrovati Antena 3 Nord-Est. Avete visto il collegamento del nostro Christian Arboit, il fatto di cronaca di domenica sera con l'auto di Bruno Sabadin che fa un'inversione a U in A27 e quindi percorre l'autostrada contromano. Troverà la morte, ci sono dei feriti che il nostro Christian questa mattina è riuscito ad intervistare, poi l'aggressione, la notizia nel veneziano a Mestre, nel convoglio una ragazza seguita e palpeggiata da un avventore della stazione. Allora ripartiamo da qui, partiamo con il nostro dibattito politico, vi presento gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio. Giancarlo Iannicelli, buongiorno, Lista Conte, grazie per averci raggiunto. Marco Zabai, Partito Democratico, grazie Marco. In collegamento abbiamo Andrea Penzuaiello, Italia Viva Azione Futura. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti quanti, grazie per l'invito. Allora Andrea, siccome so che partirei da te, il tuo collegamento è quello un pochino più complesso proprio perché sei in esterno e non avrai la possibilità magari di interagire agevolmente qui con lo studio. Partiamo da qui. In questo momento tra l'altro è in corso un comitato per l'ordine e la sicurezza a Milano con il ministro Piantedosi. Le stazioni sono al centro del dibattito politico, riqualificazione, più sicurezza, più telecamere, quale ricetta per diciamo, creare delle condizioni di vivibilità migliori nel quadrante della stazione di Treviso? Allora, sicuramente tutto il discorso sulla sicurezza va analizzato anche con gli strumenti che abbiamo oggi, quindi con le tecnologie di cui abbiamo a disposizione. Proprio negli ultimi mesi la Polizia Locale, ad esempio, ha utilizzato spesso i droni per individuare vari episodi anche di furti nelle abitazioni in centro storico. Qualche mese fa era successo in zona Pescheria. Però io rimango fautore di una visione che abbiamo più volte anche ripetuto durante la pandemia, quando attività commerciali e locali erano chiuse, ovvero la prima misura per la sicurezza di una città è rendere la città viva. Nel momento in cui ci sono vetrine accese, zone residenziali abitate, non si trovano appunto chiusure o zone dove non c'è più neanche una sala cine scalzata, si va ovviamente ad favorire certi atteggiamenti che godono di questo buio e di questa poca frequentazione delle zone. Di conseguenza, al di là di tutte le azioni di sicurezza, quelle più consone, diciamo più abituali, anzi, che tutti quanti conosciamo,
io sono sempre per incentivare e lavorare affinché la città, i quartieri, le zone davanti alla stazione, attraverso anche appunto a questo punto l'arredo urbano, le migliorie della vivibilità, diventino e tornino ad essere zone vive, zone abitate, zone dove ci sono attività commerciali e attività artigiane, perché appunto una zona accesa, una zona illuminata dalle case e dalle attività è sicuramente una zona dove chi deve commettere dei reati sarà alla larga. Quindi questa è sicuramente la ricetta, il primo passo su cui bisogna lavorare, perché non solo il centro, anche appunto la zona intorno e dietro la stazione spesso viene dimenticato. Proprio adesso si sta parlando del rinnovamento della stazione di Treviso, però i residenti della zona di Sanzeno dietro la stazione, scusate che mi risento un attimo e quindi faccio fatica a parlare, ok? Hanno lamentato qualche settimana fa del fatto che nel nuovo progetto non ci sia un vero interessamento della zona di Sanzeno dietro la stazione, quindi potrebbe essere l'ennesima occasione persa per valorizzare anche quella zona che spesso risulta pericolosa per le famiglie o per le fasce più deboli. Allora, Andrea, un attimo, la fermo un secondo per chiederle una cosa velocissimo, perché poi, visto che appunto lei ha citato il progetto della stazione, ne parliamo con Iannicelli. Lei ha un'attività, un pubblico esercizio a circa 500 metri, se non sbaglio, dalla stazione. La pedonalizzazione per lei sarebbe una ricetta fattibile? Assolutamente sì, nella mia zona principalmente, perché abbiamo ad esempio un agevole passaggio davanti alla stazione delle Corriere per arrivare al Parco Vittoria, e quindi da Ponte San Martino, Viale Cadorna e Corso del Popolo potrebbero essere pedonalizzate in maniera permanente, con dei parcheggi che già esistono o dei parcheggi che verranno fatti appunto stazione Corriere o eventualmente Parco Vittoria a breve, facili e comodi sia per i lavoratori che per i turisti che per gli avventori occasionali. Giancarlo Iannicelli, allora è stato citato il progetto di riqualificazione della stazione, è già in atto perché insomma ho visto che sono arrivate le impalcature. Ieri poi si è discusso anche con il segretario del PD Pelloni, che ha fatto una conferenza stampa per citare l'isolamento del quartiere di Sanzeno. Come vi ponete di fronte a questi temi? Ecco, bene, si sente parlare dei lavori della stazione di Treviso. Beh, i lavori sono in corso già da diverso tempo. Lavori per circa 11 milioni, quasi tutti a carico di Ferrovie, e quindi dei lavori che aggiorneranno una stazione. Questo è un discorso. Mi dispiace che Pelloni, che ha l'esperienza di consigliere già da 2 mandati, esca con queste boutade e non sa la realtà, perché si deve aggiornare, ma lo sa. Io spero comunque o non sa o è in malafede, quindi siamo messi veramente non bene, perché il Comune ha già garantito che ristrutturerà tutta la parte che guarda verso Sanzeno, ma le stesse Ferrovie dello Stato hanno assicurato che i lavori riguarderanno anche l'uscita verso Sanzeno. Un'uscita è facilmente aggiornabile, l'altra va a toccare peraltro pure la CGIL, quindi un terreno privato. Ci deve essere l'esproprio. Gli espropri, come sapete, sono molto lenti, quindi si è partiti con questi lavori, ma diamo assicurazione. Ma il sindaco l'ha detto tante volte, i lavori della stazione riguarderanno anche la parte verso Sanzeno. Poi le stazioni purtroppo sono un ricettacolo, un punto di riferimento dell'emarginazione, questo è dappertutto. Stazioni che hanno cambiato volto, io parlo di Roma, con dei centri commerciali bellissimi, ristoranti a tutti i livelli, però purtroppo sono sempre un punto di riferimento di emarginazione, di brutta emarginazione, perché vedere ogni notte persone emarginate che dormono alla stazione, in questi poi si inseriscono delinquenza anche comune e non comune, e poi l'immigrazione, perché torniamo sempre lì, un'immigrazione irregolare ha fatto sì che le stazioni siano diventate anche un punto di riferimento non regolate. Cosa bisogna fare? Bisogna fare il controllo, per carità è la cosa più immediata, ma giustamente ricordava Aiello, con il sistema delle telecamere, del targa system che noi stiamo attivando, dei droni, quindi è stato messo in campo tutta una serie di provvedimenti che tendono a attenuare. Fortunatamente però c'è da dire che questo è un problema delle stazioni in generale, in Padova, però Treviso non presenta queste criticità. Quindi le dice quello che stiamo facendo di riqualificazione, siamo sulla buona strada. La stiamo facendo, non è tutto previsto. I lavori sono già partiti da diverso tempo, da qualche mese.
Zabai, commentiamo un po' quello che ha detto Iannicelli, la sicurezza, come garantirla, come proteggere insomma, le stazioni perché non diventino il classico luogo comune di posti mal frequentati, e a questo punto rilanciamo anche il collegamento con il quartiere San Zeno. Sì, allora intanto chiariamo che lo stiamo facendo, lo stanno facendo, lo sta facendo RFI i lavori. Sì. La parte dell'iniziativa, no, chiariamo, perché sennò sembra che sia tutto merito del comune di Treviso. No, però chiariamo che non è soltanto l'iniziativa io non l'ho interrotta, è tuttavia. Un attimo, Iannicelli, un attimo. Facciamo finire Zabai cortesemente. Allora, quindi chiariamo appunto che c'è un'iniziativa principalmente da parte degli RFI. La responsabilità è su tutto il quadrante della stazione, perché ricordiamo che non esiste semplicemente l'edificio che andava aggiornato evidentemente perché aveva la sua età e anche andava riorganizzato in termini logistici per gestire meglio sia il passaggio dei passeggeri, che andava strutturato meglio, sia poi il collegamento con due parti della città, perché noi ricordiamo che Treviso è sostanzialmente tagliata dalla ferrovia e è una priorità assoluta il migliorare i collegamenti e i servizi di collegamento fra i quartieri a sud e i quartieri verso il centro. Quindi quello che hanno posto i residenti di San Zeno, che il nostro partito ha colto, è una realtà che è giusto che vada sottolineata. Ricordiamo che è stato un intervento successivo che ha chiarito che eventualmente ci saranno delle progettualità su San Zeno, che noi stiamo ancora aspettando però e che assisteremo. L'attenzione in particolare era stata fatta sul collegamento ciclabile, che deve essere garantito, perché noi dobbiamo considerare le stazioni come il perno dell'intermodalità sostenibile che la nostra città deve perseguire. Parliamo quindi di collegamento con gli autobus, parliamo di collegamento con le rete ciclabile e in questo senso le stazioni in tutta Europa stanno diventando dei contesti di opportunità e di presentazione per la città. Ricordiamo che da quando l'uso del treno si sta diffondendo a scapito della macchina, per fortuna, le stazioni diventano la cartina, il biglietto da visita di una città, quindi è sicuramente importante. Chiariamo bene, io conosco quella zona, ho gestito lì un progetto di rigenerazione urbana per 5 anni, conosco quella che è la difficoltà anche delle cosiddette marginalità che sono state ricordate prima. Ecco, bisogna distinguere le questioni. Le marginalità vanno trattate come un problema sociale, non come un problema di ordine pubblico. Nel momento in cui bisogna garantire la sicurezza, io preferisco parlare di sicurezza con presenza. Significa che da quando per esempio l'amministrazione Manildo ha aperto dei bandi per la riassegnazione di immobili abbandonati nella zona, lì la zona della stazione del cavalcavia, neanche degli immobili stessi, è diventato un centro di aggregazione e socialità dove prima invece era stata abbandonato. Quindi noi dobbiamo ricominciare a riportare attività, ricominciare a riportare vita, che è quella la garanzia principale. Ricordo che le attività della stazione chiudono tutte relativamente presto e questa è una cosa che invece bisognerebbe cambiare, come è stato fatto in altre stazioni. Ecco, questo è un tema interessante. Abbiamo parlato del nodo stazione, ad esempio. Insomma, uno dei temi caldi è la stazione delle Corriere, stazione di Treviso. Penso a Iello, lei tra l'altro è veramente a pochi passi da quella stazione ed era arrivata la proposta, se non sbaglio, dal suo partito di spostare, ma mi corregga se sbaglio, quel sito dove adesso diciamo c'è sostanzialmente l'ex dogana. Era vostra la proposta, stazione delle Corriere, c'è un modo, una modalità per rigenerare quell'area? Allora, al di là dello spostamento, onestamente nell'ultimo periodo sull'ex dogana noi stiamo lavorando più che altro sulla costruzione di un auditorium per la cultura che la città ha assolutamente bisogno, perché molti eventi culturali di grosso impatto non si riescono più a gestire con gli spazi limitati, seppure bellissimi, che possono avere ad esempio il comunale. Quindi in questo momento il nostro focus sull'ex dogana è più che altro legato appunto a un auditorium. Dopodiché la zona delle stazioni delle Corriere, che va sicuramente rivista perché lo spostamento comunque è imminente, sia all'ex dogana o sia nel sito che si troverà più predisposto, e probabilmente può essere uno degli eventuali posizionamenti di un parcheggio propedeutico poi alla pedonalizzazione. Quindi sicuramente la zona non diventerà l'ennesimo buco nero, ma anzi c'è già più di uno studio a riguardo, anche perché il Park Vittoria in questo momento è conteso e discusso, e se le cose non
si muoveranno, non possiamo andare avanti a parlarne per altri 20 anni, dobbiamo trovare un'alternativa veloce, perché la città, oltre ad aver bisogno dei parcheggi, ha bisogno di una pedonalizzazione rapida e efficiente, e quindi avere già un piano B, come può essere appunto il parcheggio, il deposito attuale delle stazioni, delle corriere, potrebbe essere sicuramente la mossa vincente. Dopodiché pedonalizzazione molto spinta evidentemente, visto che si parla del quadrante. Ariello è un commerciante, sa la nostra sensibilità verso i commercianti, che sono quelli che mantengono viva la città. Non si può pensare a una città senza commercio, non si può pensare. L'esempio più evidente è che quando chiude un'attività, una cosiddetta saracinesca, 5 giorni e c'è il degrado. Quindi noi dobbiamo essere grati, dobbiamo avere attenzione per tutti i cittadini, ma non trascurare, come è stato fatto magari nel passato, verso i commercianti. Quindi grande attenzione. Quindi la pedonalizzazione chi è che non vorrebbe? A me piace andare in bicicletta, andare a piedi tanto, camminare, però poi ci sono delle esigenze che sono evidenti, quindi gradualmente ha dato delle idee che sono già, come dire, all'esame della giunta e saranno all'esame della prossima giunta chi vincerà. Quindi con delle così del cercare dei posizionamenti, aver riesumato il parcheggio in centro, il Park Vittoria, 400, circa 60 posti, quello anche è un segno importante, perché poi si sente intaseranno la città, no, perché gli ingressi saranno dall'altra parte, quindi le auto non toccheranno la città. Ecco che giustamente con parcheggi maggiori e che coprano tutta la città, verremo ad avere le condizioni per chiudere la città, per creare una città pedonalizzata, perché è chiaro, lo sappiamo tutti, una città medievale, piccola, si attraversa in 10 minuti, lo sappiamo, però poi servono i parcheggi, perché le esigenze delle persone... È il nostro obiettivo, l'ha detto, Conte lo dice sempre, però è un passaggio, non chiudere tu, creiamo e abbiamo creato e hanno creato solo dei grossi problemi, chiudere anche una strada. Chiudere dopo una progettazione razionale, e allora sì che avremo una pedonalizzazione che dà impulso anche all'attività commerciale e aiuta i cittadini. Ma chiudere ci vuol poco, basta si mette un divieto di accesso, noi usciamo e vedi, poi bisogna saperle le cose. Una mia battaglia è stata nella gestione dei 5 anni della sinistra, che c'erano le zone, non volevano mettere nemmeno il segnale evidente che quella zona non era transitabile, e quindi colpivamo i cittadini veramente con milioni veramente di multe, dicendo bugie. È una lotta mia con qualche esperienza, se permetti, di mettere almeno un monitor che avvertisse i cittadini. Mi dicevano che era illegale, non era possibile dal punto di vista della legge. Bugia, noi abbiamo messo quelli, per dirne una, si fa presto, chiudiamo, e intanto i cittadini hanno pagato milioni veramente di multe, perché non sapevano che in certe zone, in certe strade non si poteva transitare. Ma per dirne una, quando si improvvisa si creano solo problemi ai commercianti e ai cittadini. Zabai, ci sono tante cose a cui deve rispondere. Vedo, andiamo con ordine e partiamo appunto dalla pedonalizzazione, Park Vittoria, e in caso anche allora, la pedonalizzazione è una necessità, perché il centro storico di Treviso è uno dei centri storici più percorribili in auto, penso, d'Italia, credo. È una realtà, no, dico, attualmente è percorribile in auto in maniera in cui non è necessario, dato che è facilmente percorribile per altri mezzi, come è stato già ampiamente detto. È una verità di per sé evidente, talmente evidente che non si capisce qual è stata la necessità della Giunta Conte di riaprire immediatamente via San Francesco o determinate aree alle macchine sì, d'accordo. Dopodiché è evidente a tutti che era del tutto insufficiente. Quando si ascoltano i commercianti bisognerebbe ascoltare tutti i commercianti, non semplicemente una parte di essi, e soprattutto ascoltare i cittadini che
hanno ampiamente espresso il loro consenso rispetto a una pedonalizzazione. Ci fa piacere che voi ci siate arrivati adesso che ci sono le elezioni, visto che è una cosa che noi promuovevamo da anni e l'avete messa dentro la pianificazione, però chiariamolo, dentro la vostra pianificazione della pedonalizzazione gli obiettivi sono a 15 anni. Ora, se noi pensiamo che la città di Treviso debba aspettare 15 anni per vedere una pedonalizzazione insistente, io credo che ci stiamo prendendo un po' in giro e in realtà stiamo semplicemente gettando la palla molto più avanti, quando in realtà le risposte servirebbero adesso. Non è vero che non è possibile fare una pianificazione seria con tempi più brevi, è assolutamente fattibile. Abbiamo dei contesti urbani che abbiamo visto come un intervento di pedonalizzazione li ha resi dei luoghi vivibilissimi. Io penso a Piazza Santa Maria dei Battuti, per esempio, fatta dall'amministrazione Manildo, che è attualmente un luogo dove i bambini vanno a giocare, dove le persone si ritrovano, e quella era una strada con dei parcheggi. Quindi sicuramente per quanto riguarda i parcheggi noi, secondo me, dovremmo anche lì avere una prospettiva di più lungo periodo. L'auto non può essere il mezzo su cui investire per il futuro. Quello che noi, come ho detto prima, quello su cui noi dobbiamo investire sono i mezzi pubblici, i mezzi elettrici, e su questo abbiamo sperimentato durante la Dunata degli Alpini che cosa aveva significato un servizio di trasporto circolare che collegasse tutto quanto il centro. Io non sto dicendo cose assurde, anzi le dirò di più, queste cose sono tutte messe dentro l'analisi tecnica che è stata fatta nell'approvazione del piano urbano per la mobilità sostenibile dalla Giunta Conte, solo che pare che abbiano fatto la parte scientifica ma che non l'abbiano letta, perché le azioni che prendono sono praticamente delle contraddizioni in termini rispetto all'analisi. Sui parcheggi in particolar modo non fanno nessuna. Abbiamo dei parcheggi svuoti in questo momento su cui non si vuole fare un ragionamento strategico e invece si vuole riaprire una questione come il Park Vittoria con tutte le problematiche adesso collegate. Siete assolutamente contrari, l'abbiamo espresso più volte. Infatti loro l'avevano messa sotto le mura il parcheggio, sotto le mura. Ecco, questa è l'alternativa. Mettere il parcheggio fuori dalla città, sotto le mura storiche. Voi state trasformando Prato Fiera in un parcheggio. Ma chi ha detto? Sotto le mura dove, Marco? Un attimo, Iannicelli. Al pattinodromo era stato il progetto che era stato avanzato dalla Giunta Manildo, era stato quello di costruire un parcheggio semi-interrato nella parte del pattinodromo. Dopodiché, ripeto, la questione rimane. Io sostengo, da persona tra l'altro sono laureato in urbanistica, quindi queste cose le studio, non si può pensare che nel momento in cui abbiamo dei parcheggi vuoti a pagamento in delle zone che sono poco battute e dei parcheggi gratuiti in zone che sono iperbattute, non fare un ragionamento di compensazione per spingere le persone a utilizzare quei parcheggi invece. Queste cose qui non vengono fatte e non sono state programmate. Allora, penso a Iello, tema parcheggi, come riempire i grandi parcheggi che ad oggi, insomma, come abbiamo visto evidente, sono vuoti, come provare anche a modulare eventualmente le tariffe, come gestire la mancanza di parcheggi soprattutto nel weekend con l'arrivo dei turisti, con l'arrivo magari dei trevigiani della provincia. Avete una ricetta? Sì, allora prima dico una piccola cosa perché Iannicelli mi ha messo in mezzo in bocca una cosa che in realtà non ho mai detto. Io non ho mai parlato di pedonalizzazione tout court, anzi al contrario insieme a Nicolò sarei tra i primi a dire che la pedonalizzazione di Treviso, al di là che dovrebbe partire dalla Piazza Duomo, che abbiamo visto anche domenica scorsa con tutto il progetto sugli alberi pedonale e con del verde, è una piazza bellissima, ma non dobbiamo mai dimenticarci, abbiamo sottolineato più di una volta, di tutte quelle attività che sono già in centro di Treviso, attività storiche ma anche New Co, che hanno ovviamente necessità ad avere un carico-scarico agevole. Può essere la ferramenta, ma può essere anche il fiorista che fa grosse composizioni o il negozio di bomboniere. Di conseguenza una pedonalizzazione ha necessità di guardare a tutti le attività economiche che sono presenti oggi in città, non può essere una pedonalizzazione un foglio di via per questa attività. Partendo da questo presupposto, però, ovviamente il centro di Treviso si presta, come può essere Ferrara, come può essere Parma, a una pedonalizzazione diffusa c'è una progettualità dietro, ma già un primo passo che si potrebbe fare lunedì dopo le elezioni è rivedere, ad esempio, con MOM il percorso dei bus, perché rendiamoci conto che pedonalizzare vuol dire anche, ad esempio, togliere gli autobus enormi che passano ogni giorno davanti alla Loggia dei Cavalieri, e quando uno prova a passare con una carrozzina deve ogni volta schivarli sul mezzo marciapiede che rimane libero, o come le 6 linee di autobus che passano in Viale Cadora davanti al mio locale, quando possono essere eventualmente deviate o fermarsi in stazione utilizzando dei bus più piccoli
comprati anche, abbiamo già parlato con Colladon, eventualmente con un contributo del comune, gestire il traffico interno con dei minibus solo per determinate vie, non per quelle appunto come Loggia dei Cavalieri o altro. Il vecchio Pollicino. Esatto. In più una delle prime proposte di Nicolò è stata proprio quella anche di, e qui mi collego a quello che mi chiedeva prima, di un bus navetta che percorresse costantemente il PUT facendo un punto d'appoggio nei vari parcheggi esterni che ci sono o che verranno creati. Esatto. Dopodiché ovviamente, ripeto, i bus navette interni servono anche perché non tutti quanti abbiamo una mobilità a piedi facile, ci sono persone anziane, ci sono persone con delle disabilità, di conseguenza è necessario che soprattutto per certe fasce ci sia poi un trasporto anche interno, però l'ideale sarebbe appunto collegare i parcheggi esterni con una navetta che gira intorno al PUT e che fa le fermate nei parcheggi principali. I parcheggi esterni vanno tutti quanti comunicati, sono contento che dopo che a marzo 2022 l'abbiamo chiesto a gran voce alle attività produttive, finalmente quando ci sono ad esempio le domeniche ecologiche vengono segnalate non solo le strade chiuse ma anche e soprattutto le strade aperte e i parcheggi accessibili, perché era una grande mancanza degli ultimi anni, e già avere questa segnalazione per chi viene da fuori, sia a mezzo stampa sia con le comunicazioni sui cartelli che si trovano al di fuori della città, aiuta appunto a utilizzare anche quei parcheggi che troppo spesso sono vuoti. Dopodiché pedonalizzazione e parcheggi esterni porterebbero anche, a mio avviso, a un'altra soluzione di cui abbiamo parlato più di una volta, ovvero che è il problema del parcheggio per i residenti, perché ad oggi un abbonato residente che quindi paga regolarmente ogni mese la sua tariffa ha un numero veramente limitato, e lo so per esperienza, di vie dove può parcheggiare, vie che molto spesso sono utilizzate anche quando il parcheggio è riservato a residenti da o mezzi di lavoro o comunque da persone che vengono da fuori perché magari cercano il parcheggio più vicino possibile alla propria attività o al luogo di interesse, e quindi liberare i parcheggi del centro da chi viene da fuori permetterebbe una maggiore comunità per i residenti, anche perché il problema poi qual è? Abbiamo che i residenti si trovano, come ad esempio succede troppo spesso purtroppo in Piazza Pola, vanno a parcheggiare in divieto di sosta, spesso occupando, invadendo piazze o vie dove non sono previsti parcheggi. Quindi abbiamo un doppio problema, ovvero i parcheggi che non bastano e dall'altra parte le piazze che dovrebbero essere libere dalle auto che sono invase da auto senza permesso. Iannicelli, c'è un problema residenti? Parcheggio? C'è il problema, i parcheggi non sono mai troppi per i residenti, se oltretutto naturalmente si vuole aumentare la residenza in città si devono aumentare i parcheggi, ma questo è un problema che c'è e nella nostra previsione c'è l'aumento. Adesso sa che ha vinto una nuova società per la gestione dei parcheggi dove gestiremo direttamente, perché il contratto fatto fino adesso non ci dava la possibilità di inserirci, di dire la nostra, purtroppo era questo il contratto. Adesso dopo un po' di tempo adesso entrerà un'altra società probabilmente più grande, più preparata, e il contratto fatto ci permetterà di inserirci, quindi di stabilire le tariffe, quindi saremo ancora di più, come dire, attori attivi in questo problema del parcheggio. Poi, per carità, è vero, siamo in campagna elettorale, però non è che la Treviso sia una città intasata, ci siano no, non siamo, io però voglio restare sul tema residenti, perché di parcheggio abbiamo parlato a sufficienza. No, Iannicelli, perché voglio spostare l'asse? Un altro dei grandi temi di attualità è questo, caro Affitti: i residenti stanno lasciando il centro perché insomma non è sempre così facile trovare degli immobili, perché non vi sono proprio per questioni di quantità, ma anche perché gli affitti sono alti. Politiche per la residenzialità. Ma guardi, ripeto, potremmo dirne mille. Purtroppo è la domanda e l'offerta. Treviso sta diventando una città molto ambita, ha un'attrazione molto è attrattiva in modo straordinario. È una città che dà, in cui si vive bene, c'è un fascino vero e proprio. Noi sentiamo io per esempio lo voglio dire perché forse l'ho detto altre volte, faccio i matrimoni, ho fatto i matrimoni, ci sono persone che si vengono a sposare da Salisburgo, che non è proprio una brutta città, con 50 ospiti, ma da Salisburgo, che dice sono Treviso perché c'è un'atmosfera, un fascino che nemmeno città magari belle, che hanno certamente un grande fascino come Venezia, non hanno, quindi è attrattiva.
Purtroppo, ripeto, il Comune non è proprietario. Nel passato si è fatta una politica anche di aiuto alle famiglie meno ambienti, di portarle nel centro. Abbiamo la zona Mulinetto, la zona del mercato, della pescheria di qualche anno fa. È diventato tutto più difficile e chiaramente io non credo a queste politiche che diamo la casa, le case bisogna costruirle, costano, il 110% ha creato un aumento dei prezzi che sono arrivati alle stelle, quindi il problema non è facilmente risolvibile. Chiaramente la gente si sposta verso le prime periferie, non è poi nemmeno un gran male. Noi stiamo assorbendo 38 appartamenti come politica sociale, sapete, prima periferia proprio, l'Inps l'ha messa in vendita e le acquisiremo per darli alle coppie giovani. Poi portiamo i giovani in centro, sì, portiamoli, come li portiamo? Dove sono i soldi? Dove sono le risorse? Li porteremo con l'università. La città, grazie agli accordi fatti da noi, dall'amministrazione con l'Università già di Padova, ma Ca' Foscari di Venezia, e in 2-3 anni avremo 6.500 studenti, quindi Treviso, che arriveranno a Treviso. Dove li mettete? No, l'abbiamo fatto, stiamo progettando, abbiamo fatto. A livello abitativo? Stiamo facendo, l'abbiamo fatto. L'ex EGA la faremo dei collegi praticamente per gli studenti. Quindi, ripeto, queste sono cose strutturali. Treviso diventerà, tra l'altro, da una città con l'università a una città universitaria. Perché, caro Zabai, vedi, io ti dico che a Treviso c'erano tanti giovani che frequentavano, che erano in centro. Voi nella vostra amministrazione avete lasciato andare un'università così importante, certo, come una IUM. Sì, certo, nostra. Ve lo scrivo. Vuoi che ti leggo la lettera dell'università? Grazie al disinteressamento di Manildo noi ce ne andiamo a Venezia. I grossi stalisti, di due soggetti, di Manildo e della Camera di Commercio. È scritto, ti leggo la lettera, ce l'ho dentro il computer. Allora, quindi, se noi vogliamo ma fammi parlare, perché questo sì, no, ma per questo voglio dire, si fa presto a parlare. Avevamo dei giovani, ma sa che i grandi stilisti che stanno uscendo adesso sono nati a Treviso e voi li avete mandati via. Ma sapete che avete venduto il palazzo più storico, il più storico palazzo di Treviso per 2 soldi, per un piatto di minestra. Avete venduto il palazzo della prefettura dove c'è il consiglio. Come non c'entra? Così si fa sì che si perdono immobili, così che potrebbero rivivere in modo allora, Zabai, Anicelli, siamo su questo. Zabai, questa è la vostra politica. Hanno governato per 5 anni ed è sempre colpa di quelli che c'erano prima. Cosa che faranno adesso? Tra 5 giorni. Benissimo. No, perché è evidente che il non hanno governato, loro per 5 anni non hanno fatto perché niente. Siamo a pochi giorni dalle elezioni. Allora, Zabai, università... No, casa, residenza, prima si era detto. Le fanno loro le case. Però devo chiedere agli Anicelli certo, sto zitto. No, non le fa Zabai, non le facciamo noi, però non è neanche possibile fare nulla, come voi avete detto, invece che sembra che, sì, c'è il mercato, le amministrazioni non possono fare niente. Questo non è vero, non è assolutamente vero, perché la dimostrazione è che diversi comuni in Italia stanno facendo e prendendo di petto la questione abitativa, che ha di 2 nature. La prima, quella dell'emergenza abitativa. Se lei mi viene a accettare la sua giunta come un esempio di gestione dell'emergenza abitativa con il bando che avete fatto recentemente, che avete giustamente dopo le nostre insistenti richieste prorogato, perché prima dicevate che non c'era bisogno. No, Sinta, ci sono dichiarazioni del sindaco e dell'assessore chiaramente in cui dicevano che non c'era bisogno e poi l'avete prorogato e abbiamo visto la grande richiesta che c'è stata di case per le persone meno abbienti. Benissimo, una conto è l'emergenza abitativa che va gestita con l'ambito sociale, creando dei fondi di garanzia che voi continuate a non voler fare, non si capisce perché, e cercando di fornire soluzioni che garantiscano da una parte i proprietari e da una parte le famiglie per evitare gli sfratti. Questo si fa con fondi di garanzia, come hanno fatto un sacco di altri comuni e su cui il comune di Treviso si è sempre preso l'impegno e non l'ha mai realizzato negli ultimi anni. Seconda cosa invece è la crisi abitativa, che vede un aumento dei prezzi tale per cui le persone non riescono, anche chi avrebbe dei mezzi cioè chi non ha
talmente pochi mezzi che deve rivolgersi alle case popolari, ma che ne ha, però non ne ha abbastanza per rivolgersi al mercato, una fascia grigia sempre più in aumento. Ecco, su questo esistono delle politiche che il Comune può fare. I fondi esistono, c'è un fondo fatto dalla Cassa Depositi e Prestiti che si chiama Fondo Integrativi per l'Abitare, destinati all'housing sociale per creare immobili a prezzi calmierati di affitto. Benissimo, sono anni che viene annunciata questa cosa da parte dell'amministrazione e non è ancora stata fatta, perché serve un'iniziativa come hanno fatto altri comuni, come l'ha fatta Padova, come l'ha fatta Venezia, come l'ha fatta anche Mantova per esempio, e parliamo quindi non di comuni giganteschi, ma comuni più o meno, almeno parlo di Mantova, della dimensione di Treviso, che prevede la creazione con il recupero di immobili già esistenti in un accordo tra comune e privato sociale per la gestione e la messa in mercato di immobili, appartamenti in affitto a prezzi sostenibili. Il Comune di Treviso vorrei vedere più concretizzata l'iniziativa dell'acquisto di case per creare questo affitto a termini calmierati, soprattutto per quanto riguarda il centro, dove vengono sempre annunciate e poi non vengono fatte. Ci sono queste case? Sì, ci sono. Se noi pensiamo, per esempio, era stato fatto un discorso su Palazzo Meretti, noi possiamo anche andare a intervenire sulla pianificazione urbanistica in modo che gli oneri di urbanizzazione vengano utilizzati per finanziare, per esempio, l'acquisto o la creazione di nuovi immobili da destinare all'affitto sostenibile. Non è vero che non si può fare niente che, scusami, il mercato. No, non è così. Le amministrazioni sono chiamate, soprattutto in una fase così difficile come questa, ad assumersi una azione nei confronti dei cittadini che metta la casa al centro. Prima di tutto creando un assessorato che si occupi specificatamente della casa, non solo come una questione di sociale, ma come una questione di diritto collettivo. La casa, ribadisco, è un diritto e non si può avere come unica politica quella della creazione di appartamenti di lusso in centro. Zabaila, devo bloccare e torniamo dopo però sul tema dell'università, perché vorrei che rispondesse Scusa, solo perché continuo a non sapere il co-housing fatto con l'ISRA. Il co-housing è una cosa, io sto parlando di un'altra cosa. Sto parlando di una cosa. La praticità, guardi che non è che se voi non la fate la fa qualcun altro, non è praticità. Esiste la cassa, lo ripeto, c'è la Cassa Depositi e Prestiti, ma la state facendo anche voi il PNR col PINQUA, ci sono senta, se lei è in grado se il comune è in grado di comprare 50 appartamenti all'asta, è in grado di comprarne altrettanti in un'altra cosa. Allora, devo bloccare anche perché siamo sbilanciati e di fatto scorretti con la persona che è collegata e che non riesce ad interagire. Una scusa Iello, non ho detto che i commercianti vogliono chiudere, anzi, ma c'è la sinistra che vorrebbe chiudere tutto subito e lo dice già da anni. Vedremo. È un dibattito nel quale non posso far intervenire per cortesia ad entrambi. Chiedo lo stop. E allora, Zabaila Nicelli, devo dare la linea alla nostra Valentina Visentin, Cristian Roccaiendi. Andiamo all'Arcella, andiamo a Padova per parlare anche in questo caso di caro affitti. Padova, amministrazione di centrosinistra, il Sunia, abbiamo raccolto le loro lamentele. Diamo la voce a Padova, sentiamo come Padova sta gestendo il caso del caro affitti, poi torneremo a parlarne, ma ripartendo da Penzoiello, perché giustamente essendo collegato non può inserirsi in questo dibattito ed è giusto che lo faccia. Quindi linea alla nostra Valentina Visentin. Sì, buongiorno da Padova, siamo nel quartiere Arcella in via D'Alemagna, dove dovrebbe esserci uno sfratto di una famiglia composta da papà, mamma e 3 figli, uno sfratto per ignoramento, visto che la famiglia non è riuscita a pagare alcune rate del mutuo, ed è una storia tra le tante in città che riaccende insomma i riflettori sulla questione del caro affitti, ma anche insomma l'aumento delle rate del mutuo, un problema in città che riguarda non solo gli studenti universitari costretti a pagare anche affitti altissimi per una stanza, ma anche molte famiglie. Qui con me c'è Michele Brombin del Sunia, il sindacato degli inquilini, che insomma cercherete di sorvegliare oggi quando arriverà l'ufficiale giudiziario. Ma qual è la situazione, qual è la fotografia degli affitti qui a Padova? Quanto sono aumentati e che difficoltà affrontano le famiglie? Diciamo che ultimamente il problema sta aumentando. Non è da adesso che segnaliamo al Comune che bisogna intervenire con forza. Abbiamo anche fatto delle proposte, una serie di proposte,
Abbiamo anche segnalato un po' di tempo fa che gli studenti hanno praticamente preso in affitto tutti gli appartamenti che ci sono in centro, quasi tutti, diciamo il 90%, e poi quelli della prima periferia, pagando affitti anche molto importanti. E addirittura, siccome noi facciamo le attestazioni dei contratti di locazione per avere perché poi le parti abbiano le agevolazioni fiscali, abbiamo notato che sono calati parecchio i contratti concordati, si chiamano così, mentre sono aumentati quelli liberi, perché lì si può salire con il canone, mentre con i concordati il canone è compreso tra un minimo e un massimo. Quindi da lì si vede che c'è questa spinta al rialzo, vuoi per l'inflazione, vuoi per la richiesta che c'è di alloggi. Questo sta comportando tutta una serie di problemi. Problemi per gli studenti, ma praticamente per le famiglie diventa impossibile trovare un alloggio in affitto, soprattutto poi se si è una famiglia numerosa. Gli affitti vanno su appartamenti grandi dagli 800 ai 1300 euro al mese. Un mercato immobiliare impazzito, perché se aumentano le rate dei mutui aumentano anche gli affitti, pensando insomma ai proprietari che vogliono dare in affitto una casa. Ma diciamo che il mercato è sempre stato impazzito. Qui la politica ha fatto poco, quel poco che ha fatto lo ha fatto anche malamente, e diciamo che questo problema è stato segnalato, come dicevo, al Comune diverso tempo fa. Addirittura abbiamo fatto anche una staffetta di digiuno per dire all'assessore, al sindaco: guardate che noi ci siamo, vi sosteniamo anche per fare azioni importanti. Penso per esempio ai 15 alloggi dell'INPS che sono andati all'asta 2 settimane fa. 2 anni fa il sindaco stava trattando con l'INPS per avere questi alloggi. Dispiace che poi alla fine sia andata a finire con un pugno di mosche, però ecco, ci vuole coraggio, quindi il sindaco potrebbe anche intervenire in maniera diversa, battendo i pugni sul tavolo dicendo: mi state lasciando solo ad affrontare l'emergenza. E allora vedremo come andrà a finire oggi con questo sfratto. Intanto da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin. Non è nuovo il tema degli sfratti, soprattutto per la Città del Santo. Città del Santo evidentemente città universitaria, e sull'università voglio tornare. Siete stati accusati con il governo Manildo, come centrosinistra PD, di aver lasciato andare un po' l'universitario. Che cosa risponde? Allora, io penso che la scelta è stata di una dinamica che riguardava la prospettiva della città nel sé. Chiaramente l'università fa delle proprie scelte. Bisognava creare delle sinergie migliori sicuramente, dopodiché da qui a dire che adesso solo perché si portano dei corsi Treviso diventa città universitaria è un'esagerazione, perché per fare una città universitaria servono dei servizi, servono degli interventi, servono anche interventi sulla residenzialità, serve per esempio che l'ente per il diritto allo studio, che ricordo essere regionale, porti una mensa a Treviso, che porti degli studentati, che quindi e che soprattutto la città si prepari da un punto di vista della come dire, servitura di servizi, accoglienza per ospitare queste persone che non saranno semplicemente dentro l'università e poi arrivederci e grazie, cioè ci sarà una trasformazione che sappiamo in altri contesti ha anche creato dei conflitti, quindi bisognerà saper gestire questa dinamica. Non so se semplicemente dire arrivano e basta sarà sufficiente. Aiello, Treviso è una città universitaria, e se la risposta è negativa cosa manca? Allora, chiudo un attimo il discorso case perché non ho potuto parlare in merito, ma volevo dare un cenno velocissimo. Assolutamente. Allora, per quanto riguarda l'abitatività del centro, uno dei punti su cui abbiamo posto l'attenzione, mi fa piacere anche l'intervento di prima del referente del sindacato degli inquilini, è proprio quello di mettere alla luce la possibilità, ad esempio, di rivolgersi al sindacato degli inquilini per dare un vantaggio sia a chi andrà in affitto, appunto per avere degli affitti calmierati, ma anche a chi mette in affitto un immobile, perché dare un'abitazione all'affitto calmierato vuol dire anche poter avere delle grosse agevolazioni fiscali, quindi spingere su questo modello sicuramente può aiutare alcune situazioni ad avere degli affitti più alla portata di tutti quanti. Di contro però il centro deve anche offrire, come dicevamo prima, dei servizi come ad esempio i parcheggi, che è un servizio primario il parcheggio per chi abita in centro, in maniera non dico gratuita ma efficiente, l'importante è che sia efficiente. Dopodiché però
abbiamo parlato per mezz'ora sempre soltanto del centro storico praticamente, quindi il problema a casa si può risolvere anche andando a valorizzare da una parte le periferie e dall'altra i collegamenti, soprattutto quelli sostenibili, quindi ciclabili, mezzi di trasporto come bus o altro, per collegare appunto facilmente la periferia al centro e andare a ridisegnare i quartieri per renderli, noi parliamo del quartiere dei 15 minuti, cioè ogni quartiere deve avere tutti i tipi di attività di cui ha bisogno, dal medico di base al casolino a eventualmente anche le scuole materne dove sono previste, la parrocchia, a portata di 15 minuti a piedi. Quindi lavoriamo a questi quartieri, non parliamo solo di centro perché stiamo parlando solamente di centro storico, Treviso non è il centro storico, lavoriamo sui quartieri per renderli anche quelli a vocazione abitativa, anche perché se stiamo lavorando da diversi anni anche noi come commercianti su una Treviso turistica, è innegabile che poi ci sia una predisposizione a mutare gli alloggi abitativi in alloggi turistici in centro, proprio perché si sta spingendo sull'acceleratore sul turismo grazie a Ryanair e grazie ad altro, però il piano B, la soluzione è appunto rendere facilmente abitativi e collegati in maniera efficiente i quartieri, sia quelli limitrofi che quelli un po' più distanti. L'altro giorno eravamo in zona Feltrina e per raggiungere la città in bicicletta abbiamo rischiato di essere investiti almeno 10 volte, quindi trovare delle vie parallele come può essere ad esempio Viale delle Nazioni Unite, in cui costruire una bella ciclabile che colleghi tutte le zone residenziali che si affacciano sulla Feltrina e permettere a chi abita in quelle zone di arrivare in città facilmente anche in bicicletta, potrebbe essere ad esempio un bel modo per invogliare la gente ad abitare anche i quartieri, a vivere i quartieri e poi a spostarsi in città per tutti quegli uffici o quelle attività commerciali che possono poi interessare durante la normale vita. Velocissimo sull'università, Iello, cortesemente. Sì, Treviso per essere universitaria deve essere una città moderna, di conseguenza serve portare avanti tutta quella serie di proposte per rendere Treviso moderna, quindi sostenibile, quindi con dei servizi pensati per una società odierna. Il problema dell'amministrazione di Conte, l'abbiamo sempre detto, non è che è stata una cattiva amministrazione, ma che è un'amministrazione che si è un po' fossilizzata a un vecchio modo di fare politica. Bisogna puntare sulle soluzioni, sulle esigenze del futuro, guardare avanti. Quando Nicolò parla, il mio candidato Rocco parla di una città con un anello verde intorno al PUT, è una proposta che si arriverà ad avere da qua a 15-20 anni, però dobbiamo lavorare in quella direzione per costruire ciclabili con i pannelli solari, per costruire appunto un anello verde intorno al PUT, avere una città a passo con i tempi che torni ad attrarre giovani, studenti universitari in questo caso, ma anche giovani famiglie che vogliano tornare a Treviso a vivere con servizi per i bambini, con servizi per i giovani, con servizi per gli adulti, che non dimentichino la terza età, deve essere una città moderna, non una città come quella che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni, a cui magari non manca nulla se non appunto un po' di modernità. Allora, vi siete fossilizzati, un'amministrazione... fossilizzata, guarda al futuro, c'è un sindaco giovane che veramente ha come obiettivo una città del futuro moderna, e che sia appunto, e già avviene, un punto di riferimento e di attrazione. Bisogna fare anche i complimenti, perché la sinistra adesso parla sempre di periferie, però poi parla sempre di centro. Questo è un esempio, parla sempre, brava Iello, parlaci centro, ha parlato sempre di centro, non ha parlato, mi faccia parlare, non ha parlato mai di periferie, e la nostra attenzione è anche verso le periferie. Allora le dico una cosa, le spiego una cosa, lei che è urbanista, dice che è urbanista, no, dice che è urbanista, ma urbanista bisogna farlo. Bisogna farlo. Allora, certo, bisogna farlo. Allora, le spiego che fino a qualche anno, no, le posso farlo, l'ho offesa, fino a qualche anno fa, si ricordi che a Treviso, lei forse non era nemmeno nato, tutte le persone, il centro era abitatissimo, se ne andavano verso l'esterno, perché gli piaceva la campagna, gli piaceva il verde, si è spopolato, le spiego storicamente cosa è successo a Treviso, ma cosa è successo a Roma all'inizio del secolo. Roma, nel centro, abitavano le classi basse perché i ricchi se ne andavano verso fuori. E quindi? Quindi, poi adesso c'è un ritorno, però si ricordi, adesso le spiego se le va bene, Renzo Piano, lo conosce chi è, no? Il più grande architetto, dice che il futuro, i veri centri non saranno più i centri storici, saranno no, ma voi parlate sempre di centro storico, state facendo una campagna storica, una campagna elettorale sul centro, ma noi lo guardiamo, ma io per dire, io vivo in centro.
lei non l'ho mai incontrata, è come tanti altri, non l'ho mai vista, vivo 24 ore in centro. Quindi, ma sì, il centro bisogna conoscerlo, bisogna viverlo. Purtroppo, ripeto, bisogna conoscerlo, non lo conoscete e pensate perché vi riempie la bocca. Noi parliamo di periferia, cosa avete fatto? Le fognature al 60%, le piste abbiamo, guardi. Siamo a 3 giorni, come diceva giustamente la conduttrice, la direttrice, come diceva giustamente, siamo a 3 giorni, Io pure stanco e sono tutti stanchi di parlare sul niente. Fra 3 giorni saranno i cittadini, allora, meno male. Vi blocco entrambi perché non stiamo aiutando i cittadini con dei contenuti a prendere delle decisioni concrete. Allora, vi fermo, stiamo, Iannicelli, cortesemente su collegamenti centro-periferia, il tema lanciato da Iello, che è un tema interessante, piste ciclabili, se si può collegare meglio il centro con la periferia. È vero, questo è tutto vero, però si parla, ho sentito parlare di deposito e la MOM, però bisogna conoscerle le cose. Purtroppo ci sono 3 appartamenti che non si riescono a liberare e è iniziata, come dire, l'azione di esproprio che è lunga, in Italia è tutto lungo e questo rallenta. È chiaro, la navetta va bene in città, dove c'è la cattedrale che vanno a vedere, il santo, la santa. La navetta va bene, è una navetta circolare, quella va bene attorno al PUT, ma che uno dice al parcheggio lo mette a 3 km. Qui c'è gente che lavora, che deve fare sbrigare pratiche veloci, non va al parcheggio a 3 km, a 4 km, aspetta la navetta che non può essere ogni 2 minuti naturalmente, magari ogni un quarto d'ora, mezz'ora. Non va. Ma non è sostenibile, ma ce la raccontiamo con queste navette dai parcheggi esterni. Ecco le proposte, trovare spazi un po' più vicini, ripeto, Piazza Vittoria è già un primo segnale, ma non c'è solo Piazza Vittoria, c'è tutto un rivedere dei parcheggi spostati in modo da, come dire, accerchiare la città, accerchiare il centro e dare la possibilità di chi viene in centro di poter parcheggiare e poi portarsi nel centro, veramente il centro storico, a piedi. Le altre sono chiacchiere. Collegamento centro-periferia, dopo io faccio un altro giro sull'aeroporto. Prego, Zabai. Allora, naturalmente non è vero che sia parlato soltanto di centro storico e che noi come parliamo solo di centro storico. Per noi i quartieri sono fondamentali, li mettiamo totalmente al centro della nostra azione. Prima di tutto con la questione dei collegamenti. Non esiste in questo momento un sistema che colleghi a livello ciclabile i quartieri tra di loro. Il centro viene messo come centro di una raggiera che per raggiungere un quartiere, se noi da Santa Maria del Rovere dobbiamo muoverci verso Santa Bona in bicicletta, sostanzialmente dobbiamo ripassare per il centro e poi fare una specie di U, quando in realtà si potrebbe fare un percorso molto più immediato, per esempio con una gronda ciclabile che è stata proposta e che noi vorremmo realizzare. Questa è una cosa che riguarda sia le condizioni di vita e di benessere. Io sposo neanche la città dei 15 minuti, io penso che Treviso possa essere la città dei 10 minuti, con una programmazione dei servizi e un decentramento dei servizi che permetta ai quartieri di non essere semplicemente dei quartieri dormitorio, ma che diventino dei contesti dove vivere. Questo significa anche ricominciare a riprendere dello spazio pubblico all'interno dei quartieri per portare socialità. Questo noi l'avevamo iniziato con l'amministrazione precedente in diversi contesti, è stato giustamente portato avanti su nostro progetto da parte dell'amministrazione uscente. Io credo che forse andava fatto un po' di più oltre a quello che era stato già programmato più di 5 anni fa. Quindi, particolar modo, piste ciclabili, desidero chiarire una cosa, la pittura non è un'infrastruttura, quindi non basta fare dei disegni per terra per dire ho fatto le infrastrutture ciclabili, bisogna costruire un sistema vero. Era stato fatto un biciplan che non è mai stato applicato e a cui devono conseguire quindi la realizzazione di infrastrutture ciclabili che permettano un collegamento in sicurezza per i cittadini, in particolar modo per i giovani, per gli studenti, per il collegamento nei diversi poli. Sulla questione del trasporto pubblico, a me dispiace, Presidente Iannicelli, però non è possibile continuare che praticamente sembra che a Treviso non si possa fare niente e tutto, non si può, non si può, non si può. Non è vero. Treviso può avere una politica, veniva detto il termine moderna, progressista, capace di rispondere alle questioni di sostenibilità che sono impellenti. Bisogna avere una visione politica per farlo. Voi non ce l'avete. La sostenibilità di un quartiere... è la città più verde d'Europa, una delle 5 città più verdi. Sì, il quarto comune più cementificato della regione. Ma queste sono statistiche che usate voi, no, questo è l'istituto
ricerca sull'ambiente. una delle 5 città più verdi in Europa. Va bene. Una delle 5 città più verdi d'Italia, di Europa. C'è un'attestazione che è arrivata. Quindi le c'è chiacchiere stanno a zero. Certificazione del Ministero dell'Ambiente. Sì, l'ambiente, certo. Siamo anche come pianura padana alla terza area d'Europa più inquinata. Un altro vostro problema, mi permetta, un altro vostro problema, sa, che vi godete a parlare male della vostra città. Questo è il vostro grande... No, voi parlate male, voi parlate... E voi la governate male. Infatti, i cittadini, noi ci affidiamo ai cittadini, voi vi affidate alle storie, a quella di San Zeno che non sa nemmeno che il sottopasso viene rimodernato, viene reso accessibile a tutti, ma poi che è la candidata del PD. Siamo seri. Siamo la candidata del PD che ci dice che non funziona. Questa dialettica, perché altrimenti, ripeto, non è funzionale per chi ci sta ascoltando, facciamo solo confusione. Allora, due temi, e vi chiedo di essere davvero telegrafici. L'aeroporto, come conciliare lo sviluppo dell'aeroporto, che peraltro insomma è servito, sta portando tantissimi turisti, l'ultimo l'accordo con Ryanair che è stato presentato, li sta portando a Treviso, con la vivibilità di un quartiere e con l'economia di un territorio come quello di Treviso, che è un territorio piccolo. Denardi aveva anche detto in tempi non sospetti: se fosse per me io lo sposterei a Venezia all'aeroporto. Allora è evidentemente una provocazione, però telegrafici cortesemente. Partiamo da Aiello, 2 minuti a testa. Velocissimo, innanzitutto quando da martedì amministreremo la città dovremo verificare che tutti gli impegni del master plan vengano ovviamente portati a termine. Dopodiché l'aeroporto è stato un progetto troppo impegnativo, nel senso, anzi è stato un progetto molto importante per la città e che ha richiesto un grosso impegno, un grosso investimento per molte aziende che lavorano intorno a Treviso. Di conseguenza ridurlo oggi vorrebbe dire mandare in crisi moltissime aziende, soprattutto del settore Horeca, che appunto hanno investito proprio perché c'è l'aeroporto e l'aeroporto sta crescendo. La vivibilità di San Giuseppe si può preservare mantenendo comunque dei servizi che aiutino ad esempio anche gli stessi turisti a muoversi agevolmente dall'aeroporto fino alle dimore che hanno scelto in maniera sostenibile e non dovendo sempre comunque utilizzare i taxi perché magari l'Airlink non è sempre in funzione, o peggio ancora muoversi a piedi, come è successo troppe volte durante quest'estate lungo l'Agnoalese, creando un disagio e oltre un grande pericolo. Di conseguenza non penso che l'aeroporto deve essere visto come una limitazione per il quartiere, anzi, come succede in molte altre città in giro per l'Europa, dove i centri abitati sono proprio nati, cresciuti e proliferati intorno all'aeroporto, dislocato in mezzo a quello che una volta era solo campagna, deve essere sfruttata l'occasione per far crescere San Giuseppe, in questo caso, vicino, intorno all'aeroporto e sull'aeroporto. Pianicelli. Ma l'aeroporto, intanto io non voglio far polemiche, però adesso qualcuno cambia musica, ma i vostri candidati hanno fatto parte, davano spazio ai comitati contro l'aeroporto che non volevano lo spostamento, volevano la chiusura, in modo, se non è questa miopia. L'aeroporto è chiaro, io in questo caso posso dire pure io sono tecnico, porta qualche disagio, è indubbio, però porta tante cose positive, tantissime, dai posti di lavoro, apre un po' lo spazio verso il mondo. E questa è una visione giusta, aprire lo spazio. Qualcuno dice le mura sono importanti, no, perché chiudono, perché sono alte e guardano verso lontano, ci danno la possibilità di vedere lontano. L'aeroporto è una struttura importantissima. Cosa si sta facendo? Ha avuto uno sviluppo enorme, anche inaspettato se vogliamo, questo bisogna dirlo. C'è un master plan di 55 milioni che è stato approvato, lei lo sa, voi lo sapete, 55 milioni che non serviranno come investimento a non portare altri voli, ma a migliorare la situazione, diminuire i disagi. Quindi, oltretutto, è già partita in questi giorni, sta partendo la passerella su Agnoalese, perché giustamente rilevava, queste sono cose pratiche, vede? Queste sono osservazioni giuste di Aiello, che dice che passeggeri magari camminano lungo l'Agnoalese per andare in aeroporto in modo molto pericoloso. Ecco, stanno facendo la passerella e poi il sistema, io non voglio dire tanto, e poi non si riescono a fare la metropolitana in collegamento con la stazione e quant'altro. Fatto sta che l'aeroporto è una cosa importantissima. Poi è chiaro che bisogna agire per dare meno disagio alle persone. Ieri c'è stata
la compagnia principale Ryanair, sapete quanti ha ordinato? 300 nuovi velivoli che hanno un consumo di 40% meno di carburante, ma hanno un 40% soprattutto di minor rumore, di minor rumore. Poi tecnicamente, questa è l'ultima notizia e poi chiudo veramente, ogni milione di passeggeri scientificamente vogliono dire 1000 posti di lavoro, dai 1000 ai 1500 posti. Noi abbiamo oltre 3 milioni, quindi fate voi se è importante, ma ripeto, l'aeroporto è una struttura ambita, ogni città vorrebbe un aeroporto, poi è vicino al centro, ci sono aeroporti in Italia e nel mondo che sono proprio in centro città. Quindi. Zabai? Sì, negare le problematiche che possono esserci non aiuta assolutamente. Benissimo, allora, rispetto a questo bisogna considerare che l'aeroporto non è la normalità che si collochi in una così vicinanza a un centro storico, ok? Non parliamo di una città nata attorno a un aeroporto, parliamo di un aeroporto che si sta espandendo a fianco alla... Io vivo a Treviso e mi occupo del futuro di Treviso, quindi l'espansione a ridosso di una città crea dei problemi per quanto riguarda in particolar modo il fatto che è a fianco di un parco naturale, visto che confina con il parco naturale del fiume Sile, per esempio, e il fatto che confina con un quartiere estremamente abitato che già soffre di viabilità come San Giuseppe e oltre lasciamo stare Quinto, di cui anche la vostra parte politica lì si è fatta contraria all'aeroporto e all'espansione in maniera molto netta, quindi mettetevi d'accordo anche tra di voi. E quello che noi diciamo è che non si può continuare a fare politiche di ampliamento senza considerare le conseguenze che questo ha sui cittadini. Quindi servono opere di compensazione che stiamo ancora aspettando. E questo per noi è ascoltare i cittadini, non semplicemente chiudersi come invece purtroppo abbiamo dovuto assistere a diverse cose. Noi cerchiamo, benissimo, noi li stiamo attendendo, quando si faranno lo vedremo. Per adesso è una tendenza che abbiamo purtroppo visto in questi anni, c'è una terribile annuncite che caratterizza questa amministrazione. Allora, noi ci fermiamo, io vi ringrazio. Insomma, un dibattito particolarmente focoso, ma è evidente, siamo a rascia finale ed è giusto anche che sia così. Speriamo davvero di avervi dato nuovi strumenti per chiarirvi le idee. Grazie Andrea Pensoaiello, Italia Viva, Azione Futura in collegamento da Treviso. Grazie Marco Zabai, Partito Democratico, Giancarlo Iannicelli, Lista Conte, Lega. Grazie anche a lei. Il dibattito termina qui, vediamo un paio di notizie di cronaca. Adesso guardate le immagini delle fiamme in 4 garage in una palazzina, siamo nel quartiere San Liberale, via Sicilia. L'allarme è scattato intorno alle 20 di ieri, intervenute sul posto 2 squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso. Non si sono fortunatamente registrati feriti, il rogo sarebbe stato provocato dal cortocircuito di un'auto posteggiata in uno dei box, è andata distrutta. E adesso ascoltate questo servizio, una notizia lanciata proprio da Antenna 3 Nord-Est, la truffa dei 1.200 euro per vedere il concerto di Red Canzian, la segnalazione di una telespettatrice, quindi attenzione se dovesse essere capitato anche a voi, è una truffa, guardate il servizio. La proposta è quella di acquistare la tessera VIP, dove io non avrei più pagato a nessun concerto, avrei potuto vedere Red Canzian quando volevo e mi chiede 1.200 euro per avere questa tessera VIP, ovviamente. Katia è una signora disabile innamorata dei Pooh e in particolare di Red Canzian. Quando ha saputo che il suo musicista preferito si esibirà gratuitamente il 20 maggio in un concerto a Silea, si è messa sui social a cercare informazioni sull'evento, incappando in un truffatore che in Telegram si spaccia per il famoso bassista e voce dei Pooh. La storia inizia sui social quando in un commento riguardo al concerto è stata agganciata dal truffatore. Nei commenti una persona metteva di aver parlato con Red Canzian su Telegram e quindi metteva il link proprio dove andare a parlare con lui per prenotare. Dopo i primi messaggi di Katia, la truffa ha preso subito forma. Lei se n'è subito resa conto e ha segnalato il fatto alla nostra redazione. Insieme abbiamo verificato fin dove è stato capace di spingersi questo impostore. Ha risposto dopo 2 minuti. Dopo 2 minuti, velocissimo. E mi dice di cliccare sul link che mi invia per entrare in contatto con la sua direzione
e ti diranno cosa fare. Il tempo di tradurre poi un altro messaggio. Dice: grazie per aver contattato Saviano, il capo del reparto tessera associativa VIP. Signora, il costo della carta è di 1.200 euro. Mi richiami subito per dirmi quanto può pagare, così le fornisco i dati del conto filiale disponibile per il pagamento. Grazie. Completamente sbalordito, Red Canzian, raggiunto a Milano, ha voluto inviarci un videomessaggio. Il mio concerto di Silea è gratis. Io non ho, perché se cliccate il link che lui vi suggerisce vi manda a Telegram. Io non ho Telegram, per cui quel Red Canzian di Telegram è un mascalzone, non sono io, è uno che si spaccia per me. Per cui non cascateci, perché purtroppo io capisco che c'è gente che ha bisogno, però dai, troviamo almeno una truffa più credibile. 1.200 euro per venire a vedere il concerto di Silea, che io ho sempre detto che lo faccio gratis per fare un regalo al mio pubblico, al mio paese, alla mia terra, ma insomma... Che disgraziati, ragazzi. Mi raccomando, non cascateci. All'appello di Red si unisce quello di Rossella Cendron, sindaco di Silea. Ricordo che appunto nel giro di 4 ore 3.500 posti sono andati completamente bruciati, possiamo dirlo, e quindi attenzione alle truffe. Il concerto è gratuito, non credete a nessun'altra versione rispetto a questa. Allora, dovremmo avere collegato con noi il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, perché è in corso proprio in questi giorni la gara nazionale tra gli istituti alberghieri che trova casa proprio nel comune di Vittorio Veneto, in questo caso presso l'istituto Beltrame di Vittorio Veneto, dove ci sono stati i vincitori della scorsa edizione. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Allora, è una festa sostanzialmente, perché sono 3 giorni di gara nazionale, non è un'unica competizione. In questa festa che cosa c'è? C'è di tutto, diciamo così che noi siamo un po' abituati agli exploit del nostro istituto alberghiero, il Beltrame. Non è la prima volta che vincono la gara nazionale, fra l'altro quest'anno hanno vinto anche l'altra versione, quella per la pasticceria, si sono classificati primi in Italia ancora, sono bravissimi, i complimenti di tutti sono già arrivati abbondantemente alla direzione di quella scuola. Comunque la regola è questa, che quando uno dovesse vincere la gara nazionale, l'anno successivo ha l'impegno di organizzare questo contest fra vari istituti italiani. 25 sono gli istituti che si sono presentati in questi giorni qua a Vittorio Veneto con i loro ragazzi per la gara, che dirà chi sarà il nuovo istituto vincitore, visto che il vincitore dell'anno precedente non può partecipare direttamente. C'è stata una gran festa ieri come apertura delle giornate di gara. Questa mattina abbiamo al Teatro da Ponte un convegno molto importante che guarda un po' il futuro sull'argomento dell'enogastronomia. E in questi giorni poi ci saranno le gare vere e proprie che verranno anche filmate e diffuse con apposite telecamere poste nei posti di lavoro di ragazzi, e il tutto si concluderà venerdì con una gran cena di gala al Castelbrando, a Castelbrando, a Cison di Valmarino. Allora, ovviamente una delle bandiere, no, di questo gala sono anche le eccellenze enogastronomiche delle colline UNESCO, quindi non possiamo non citare il Prosecco, quindi di fatto sì è una competizione, ma di fatto è anche un'occasione per promuovere le eccellenze del territorio. Esatto, proprio così, la nostra l'enogastronomia trevigiana primeggia, è molto apprezzata e bisogna però continuare a coltivarla se si vuole che questo resti un argomento anche turistico di valore economico importante per il nostro territorio. Senta, in un momento come questo, sindaco, in cui si parla tanto di carenza di personale, istituti come l'alberghiero sono il nostro faro sostanzialmente, no? Perché vanno a formare ragazzi che siano capaci un giorno di gestire strutture ricettive, gestire ristoranti, e sono le classiche professionalità che oggi ci mancano. Quanto importante è per il suo territorio ospitare scuole di formazione come questa? Guardi, la soddisfazione è anche quella di vedere come sul nostro istituto convergano ragazzi provenienti dal bellunese, dal veneziano, da tutta la provincia, perché ormai il Beltrame ha un nome, riesce a formare i ragazzi in cucina
per più volte alla settimana, quindi certi successi derivano proprio anche dalla capacità formativa che è particolarmente prestante. I ragazzi quando escono dal Beltrame lavoro ne hanno certamente, è un lavoro sicuro. L'importante è che sia un lavoro anche di qualità, non mera esecuzione di opere, ma che siano anche capaci di condurre strutture, saper accogliere gli ospiti e trattarli al meglio secondo i dettami tipici nostri, poi fra l'altro. Ancorché ieri abbiamo visto in collegamento diretto da Mosca, su una grossa tour di Mosca, un ragazzo del Beltrame che è uno chef stellato anche da via. 3 giorni, approfitto della sua presenza, Sindaco, per fare un passaggio sugli alpini, perché saranno tantissimi anche gli alpini ovviamente che da Vittorio Veneto arriveranno a Udine per la Dunata nazionale che noi ovviamente seguiremo. Immagino che sarà pronto anche lei per il grande viaggio, sì, fino a Udine, certamente con loro, sì, ben volentieri, mi è capitato. Quando partirete? Che fermento c'è? Quando partirete? Ma qualcuno parte prima, io potrò andare soltanto il 14, ma so che molti si muoveranno già prima perché è un grande evento e per loro, soprattutto per loro, è una grande festa. Grazie Sindaco per essere stato in nostra compagnia, buon galà degli istituti alberghieri ovviamente, abbiamo visto le immagini, grazie e quindi ovviamente buona continuazione. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci Antonio Miato, Sindaco di Vittorio Veneto, e visto che siamo in tema continuiamo a parlare di pubblici esercizi, di recettività, di un lavoro che è stato così importante e ce ne siamo accorti ancora di più durante il Covid, quando non era più possibile, non era più nemmeno così scontato andare al bar a bere un caffè. Questa è una delle tante cose che il Covid ci ha insegnato, l'importanza della convivialità. Ne abbiamo parlato con Dania Sartorato, la Presidente dell'Unione Provinciale di Confcommercio, ha mandato una lettera aperta a tutto il mondo del terziario della provincia di Treviso per ricordare e fare tesoro di quanto è accaduto in questi 3 anni, ora che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha di fatto decretato la fine della pandemia. Il senso del lavoro da casa, dello smart working, quindi è un tema che i giovani hanno fortemente vissuto e cavalcato, e anche il fatto di riappropriarsi di un'idea che la vita è una. Se c'è una cosa che il Covid ci ha insegnato, una di queste è il valore del nostro tempo, la bellezza di un incontro, le luci accese di una vetrina, le porte aperte di un bar. Dopo 3 anni resta l'eredità di uno dei periodi più difficili della nostra epoca, cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità pochi giorni fa ha impresso la parola fine. Maggio 2023, una data attesa e che abbiamo ora il dovere di ricordare, sottolinea Dania Sartorato in una lettera aperta al mondo del terziario. Quando noi ricordiamo il silenzio del lockdown, che ci ha fatto pensare a quanto valore abbia una vetrina illuminata, 2 metri di plateatico in più, una città viva dove c'è la possibilità di convivialità e di condividere gli spazi all'aperto. Ecco, tutti questi valori ce li porteremo con noi, vanno ricordati come grande valore anche del terziario che qui rappresento, e finalmente la normalizzazione anche del turismo. Luci ed ombre di un periodo difficilissimo che nostro malgrado ci ha cambiato. Abbiamo lavorato con il metro, il gel, le mascherine, i cartelli e spesso con la paura di non farcela, ma oggi siamo qui, conclude la Presidente di uno dei settori trainanti per la Marca, divenuto suo malgrado più consapevole e, chiude Sartorato, anche più determinato. Le chiusure hanno significato anche l'indebitamento di molte aziende. La sopravvivenza stessa di talune è stata messa in discussione. Erogati prestiti per centinaia di migliaia di euro. Treviso, una delle 10 province più colpite d'Italia, e anche la prima ad essersi attivata con i comuni. Sono stati erogati cifre importanti a supporto delle imprese che hanno potuto rimanere in piedi e non hanno preso anche derive di rischio, di finanziamenti, purtroppo di casi anche di finanziamenti non corretti.
E debutta oggi il robot cameriere. Restiamo in tema di lavoro per coprire la mancanza di lavoratori soprattutto stagionali. La scelta di un bar della piazza dei Signori di Treviso di assumere sostanzialmente un robot cameriere che andrà a sollevare di determinate mansioni il personale. Vediamo come ha lavorato. 35 il tuo ordine è arrivato. È nel vassoio numero 1. Ultime prove tecniche. Oggi Bob, il primo robot cameriere assunto a Treviso, ha registrato tracciato, postazioni dei tavolini ed eventuali ostacoli. Da domani è pronto per entrare in servizio. Non sostituirà un cameriere, assicura il titolare di Signore e Signori, Luca Marton, primo bar ad aver scommesso sull'intelligenza artificiale, ma lo solleverà dal lavoro più faticoso, aiutando i colleghi a lavorare meglio. Succede che non hai sufficiente tempo per tutti, succede che sei in una situazione di overbooking, che ti riempi in 5 minuti, passi dal vuoto al pieno e quindi hai magari 100 ordinazioni da fare in pochissimo tempo e lì è una difficoltà notevole. Un investimento da 20.000 euro. Bob ha un'autonomia di 10 ore, funziona a batteria. Andrà ad aggiungersi ai 10 dipendenti del locale, che per la stagione ne ha assunti altri 2. A dire la verità, sono 2 anni che noi facciamo fatica a reperire personale. Adesso un po' ce l'abbiamo, però l'idea è restata proprio per migliorare il servizio e la relazione tra personale e clienti. Facciamo una prova anche noi. Bob è discreto e cordiale, sicuramente destinato ad attirare l'attenzione di più di qualche avventore della piazza. I prossimi giorni il confronto con la realtà, tra piccioni affamati e tavolate magari troppo improvvisate. Di fatto è il primo vero cameriere in servizio in città. Di Bob ce ne sono altri 2, ma sono inseriti in un meccanismo di servizio self-service. Bob diventa a tutti gli effetti un membro del personale. Chiamiamola piccola rivoluzione nella modalità del servizio, servizio che peraltro non vede nessun tipo di novità dai primi anni 90, quando sono usciti i software di gestione delle comande. E di carenza di personale parleremo ancora più avanti in questa prima edizione, tra pochissimo dopo la pubblicità con Farmacie Unite, proprio perché abbiamo parlato della fine della pandemia, ma che cosa sta accadendo all'interno delle farmacie tra richieste di mascherine e di tamponi, ne parleremo col dottor Livio Patelli dopo la pubblicità e le previsioni del tempo. A tra poco. Ben ritrovati con la prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, 13:40. Come promesso continuiamo a parlare della fine della pandemia. Abbiamo ascoltato le parole del presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio, Dagna Sartorato, che ha voluto ricordare cosa sono stati questi 3 anni per tutto il mondo del terziario, con i tanti cambiamenti, e perché è così importante che l'OMS abbia decretato con una data, maggio 2023, la fine della pandemia. Ma è davvero finita? Cerchiamo di capirlo entrando in farmacia con Livio Patelli, Farmacie Unite. Buongiorno. Buongiorno dottore. Grazie per l'invito. Allora, intanto glielo chiediamo nei fatti. Richieste di mascherine, richieste di tamponi, è davvero finita? È davvero diventato endemico questo virus? Come ci dobbiamo regolare? Beh, mi sento di poter affermare che in questo momento la pandemia non si sia conclusa, ma sicuramente nel suo aspetto più aggressivo sì. In farmacia la situazione è molto cambiata, non si vendono quasi più mascherine o molto poche, d'altronde sono obbligatorie ormai veramente in pochi posti, generalmente ospedali, residenze per anziani e pochi altri. L'attenzione sta calando da parte della gente, giustamente anche penso che si senta sollevata la gente nel sapere che l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia decretato la fine ufficiale della cosiddetta pandemia. Ciò nonostante continuiamo a vedere positivi, ecco, ovviamente numeri molto bassi, ma comunque ci sono ancora. Se vendiamo poche mascherine e vendiamo pochi tamponi fai da te rispetto anche soltanto a 2 mesi fa, qualche tampone in farmacia lo facciamo ancora, qualche positivo lo troviamo, con sintomatologia generalmente piuttosto limitata, per cui effettivamente il virus si è appiattito, si è
depotenziato, cosa che era sperata ovviamente nell'evoluzione microbiologica proprio del virus stesso. I tamponi che facciamo principalmente sono per persone che devono certificare per motivi lavorativi la positività, così da poterla riferire al medico, oppure per persone che devono andare a fare analisi o interventi all'interno degli ospedali, delle strutture sanitarie, dove ancora è richiesto un tampone di negatività prima del ricovero. Per il resto veramente numeri molto molto bassi, quindi siamo contenti anche noi perché come farmacisti ci stiamo riappropriando della nostra professione storica, quindi riusciamo a gestire meglio il flusso di lavoro e anche torniamo a fare consulenza in farmacia e non soltanto gestione dell'emergenza. Senta, il fatto che insomma l'attenzione in qualche modo sia calata, che si acquistino meno mascherine, ha in qualche modo dato il via libera anche a tutta un'altra serie di virus in questa fase. Si sente parlare di epidemia di scarlattina, soprattutto negli asili e nelle scuole materne, un'epidemia talmente importante da far scarseggiare gli antibiotici in vendita. È così? Purtroppo è così. Effettivamente tra di noi si scherza spesso in farmacia, siamo passati dalla pandemia di Covid-19 alla pandemia, fra virgolette ovviamente, di streptococco. Abbiamo fatto effettivamente tanti tamponi per la rilevazione dello streptococco in questo periodo, abbiamo trovato tanti positivi, c'è stato un incremento notevole della richiesta di farmaci antibiotici specifici per la cura dello streptococco. Ricordo ovviamente farmaci che devono essere prescritti dal medico, per cui non di autocura o di vendita libera, e ci siamo trovati circa un mese fa ad avere veramente prima una carenza e poi una totale mancanza di un principio attivo molto molto utilizzato di elezione per la cura dello streptococco, che è l'amoxicillina, soprattutto a livello pediatrico. Se in forma compressa, in forma orale per adulti si trova, scarseggia o è quasi completamente esaurita a livello di sciroppo. Pertanto c'è stato un grande allarme, abbiamo ovviamente segnalato questo alle strutture pubbliche. C'è, ricordo, sempre un tavolo permanente a livello nazionale con il Ministero a cui partecipiamo come Farmaci Unite nella segnalazione, nella gestione delle carenze dei medicinali, carenze importanti. Ovviamente è stato un mix di fattori che ha causato questo, una maggiore richiesta, perché come giustamente diceva lei, il venir meno del Covid, che per 3 anni ha monopolizzato la scena non soltanto a livello mediatico ma anche a livello proprio di patologie che circolavano, ha dato il via ad una maggior circolazione di altri virus e altri batteri, in questo caso qui lo streptococco è un batterio, e quindi ci siamo trovati un po' in difficoltà. Le aziende producono anche di meno, non riescono a far grandi numeri perché c'è anche una crisi di materie prime, una crisi energetica, e quindi come sempre è un po' il mix che crea la tempesta perfetta. Senta, a proposito di mix, mi perdoni la provocazione, è possibile anche che una produzione sia inferiore, perché produrre antibiotici così come produrre sciroppi, ne avevamo parlato per come dire, il boom delle malattie respiratorie, non è così remunerativo, cioè la legge del mercato, il business del mercato in qualche modo coinvolge anche i farmaci. È accaduto anche questo secondo lei? Allora, premetto che io sono un farmacista e chiaramente non posso parlare per i rappresentanti dell'industria farmaceutica, però il dubbio c'è, il dubbio che effettivamente farmaci usati in passato a volumi molto più bassi, che erano di nicchia e di conseguenza la produzione delle aziende era limitata e quindi le aziende magari potevano far fronte ad una produzione limitata senza incorrere in gravi danni economici dal punto di vista dei bilanci. Adesso un aumento delle richieste non necessariamente viene seguito da un aumento della produzione. Poi ripeto, io non voglio parlare per terzi. Il sospetto è che in questo momento, parlavo appunto di tempesta perfetta, perché anche questo aumento importante di costi di produzione faccia sì che alcune molecole diventino antieconomiche, e qua sinceramente ci vorrebbe una presa di posizione netta da parte di chi ci governa, che venisse incontro a questa difficoltà e per cercare di calmierare i costi e per permettere di trovare dei farmaci
importanti a livello generale, Certo. insomma. Lei ha parlato di un tavolo in cui siete presenti ovviamente anche voi, è rientrata un po' l'emergenza della scarsità di altri farmaci, come ad esempio appunto si parlava di classici antidolorifici, questa è un'emergenza che è rientrata ad oggi? Sì, ad oggi è rientrata l'Ibuprofene, che è stato un best seller del periodo della pandemia e che quindi non si trovava, adesso si trova. Lo si può acquistare comunemente in farmacia sia come farmaco da banco che come farmaco anche da ricetta a dosaggi più elevati. Ciò nonostante stiamo ancora assistendo a delle carenze importanti e quindi io mi auguro che adesso la situazione vada via via a normalizzarsi, perché il nostro lavoro in farmacia è stato veramente complesso, c'è stata una attivazione da parte di tutti noi farmacisti di tutte le farmacie nel cercare di ovviare a queste carenze, sostituendo i farmaci ovviamente con gli equivalenti. In certi casi è possibile farlo, in certi casi abbiamo anche fatto partire delle produzioni interne ai laboratori galenici delle farmacie che li possiedono, per poter ovviare per esempio la carenza di sciroppi antinfiammatori e antidolorifici durante l'inverno, ma non sempre è possibile farlo. Nel caso degli antibiotici, che sono delle molecole ancora più difficili da trattare e da dosare, non è automatico questo, per cui effettivamente noi come farmacisti ci siamo attivati in tutte le maniere per cercare di venire incontro alla popolazione, alle richieste della popolazione e della classe medica che prescriveva. E in certi casi dobbiamo ovviamente rimandare il paziente al medico prescrittore qualora non si trovi un farmaco antibiotico o un suo equivalente, perché la terapia dovrà essere giustamente adattata da parte del medico. Senta, l'ultima domanda che le faccio è questa. Abbiamo parlato con la Presidente Sartorato di che cosa ci ha insegnato questa pandemia. Ecco, ci ha lasciato, lo chiediamo a voi, la buona pratica dell'utilizzo del gel per le mani? Cioè si compra ancora gel per le mani in farmacia, oppure anche quello è stato lasciato un po' andare come le mascherine? Perché quella è una buona pratica, no? Questa è un'ottima pratica e devo dire che anche sul fronte dei gel igienizzanti c'è un calo importante dell'utilizzo. Noi ovviamente lo manteniamo come norma su tutti i nostri banchi, ci sono dei dispenser, c'è un dispenser all'ingresso e all'uscita della farmacia, però vedo che l'utilizzo generale o anche l'acquisto dei piccoli flaconi è di molto diminuito. Ricordiamoci che una buona igiene primaria è una barriera enorme alla circolazione di virus e batteri. Questo, la ringrazio della domanda anche un po' provocatoria, è utile ed è giusto che noi come operatori sanitari si spinga molto sulla sensibilizzazione nei confronti dell'igiene, perché posso capire che una mascherina dà fastidio a tutti, e se possiamo liberarcene, soprattutto negli ambienti comuni, è una cosa che è giusto che si faccia, ma l'igiene, il contatto, il toccare, il disinfettarsi le mani, evitare di portare le mani alla bocca, al naso e agli occhi è già una prima barriera alla circolazione dei virus, che non aspetta altro del contatto tra persone infette per potersi propagare. Grazie Livio Patelli, Farmacie Unite, grazie per essersi collegato con Grazie noi a voi. E averci dato queste informazioni che restano davvero importanti e fondamentali per la salute di tutti. Grazie dottor Patelli, buon lavoro. Altrettanto. Allora noi diamo la linea invece alla nostra Luisa Bertini, siamo nel Vicentino, torniamo a parlare di carenza di personale, ma questa volta la carenza di personale si fa sentire negli uffici pubblici e così lo denunciano i sindacati, sono a rischio i servizi. Allora Luisa, siamo da te, raccontaci tutto, che cosa sta succedendo? Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Giampaolo Laporta della funzione pubblica della CISL Vicentina, perché oggi i sindacati del Vicentino, CGIL, CISL e UIL, lanciano un appello sulla carenza di personale negli uffici pubblici, carenza determinata anche dai pensionamenti. Come siamo messi, quali sono le percentuali e quali sono i servizi di fatto a rischio per i cittadini?
Allora, appunto come con i colleghi di CGIL e UIL abbiamo voluto oggi puntare i fari sulla carenza degli enti centralizzati della provincia di Vicenza. Abbiamo una carenza media del 40%, nel senso che di forza lavoro del 40%, quindi a volte più del 60% di carenza organica. Questo va a rischio del servizio che eroga la macchina pubblica sul cittadino. Per fare un esempio su tutti possiamo parlare di INPS, hanno 100 uscite quest'anno, hanno avuto 100 uscite e 9 entrate. È chiaro che una macchina come l'INPS, un ente come l'INPS che dà proprio previdenza sociale, quindi è la più vicina forse al cittadino, voi potete capire da soli che avendo 9 entrate a fronte di 100 uscite il servizio di sicuro non trae giovamento su questo. Ma non solo, possiamo pensare ai passaporti, possiamo pensare alla scuola, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha 1/5 dei dipendenti che sono ministeriali. Come vengono poi, diciamo, come viene garantito il servizio, distaccando personale della scuola a scapito di cosa? Del servizio delle scuole stesse, quindi dei nostri figli e della funzionalità che la scuola in sé ha per poter dare appunto servizio. La carenza in media, tocchiamo punte di carenza del 75%, ma la media è sotto al 50%, per cui oggi noi vogliamo gridare questo appello del tipo una politica scellerata dei tempi passati del blocco del turnover ha portato a questo, noi vorremmo invertire questa tendenza. Quindi l'appello è a reintegrare il personale mancante il prima possibile. Non solo prima possibile, rendere il nostro territorio attrattivo anche per i dipendenti pubblici, perché a volte questo territorio non viene scelto nei concorsi e quindi sì, noi chiediamo di reintegrare il personale, perché non è soltanto a rischio la salute dei dipendenti che lavorano in queste condizioni, ma è fortemente a rischio il servizio che eroga la macchina pubblica al cittadino. Ecco, io ringrazio Giampaolo Laporta e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie alla nostra Luisa, grazie Luisa Bertini in collegamento da Vicenza, un tema di cui si discuterà evidentemente anche nella manifestazione di sabato, manifestazione unitaria dei sindacati. Apriamo l'ultima parte della nostra prima edizione e come promesso ci occupiamo di disabilità con una rappresentante di alcune famiglie del Trevigiano, con chi gestisce la struttura dei servizi dell'ULSS 2 e in collegamento abbiamo, ve li presento i nostri ospiti, Paola Roma, Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Paola, buongiorno, grazie per essersi collegata. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno, la dottoressa. Grazie, buongiorno alla dottoressa Alberta Giomo, buongiorno. In rappresentanza dell'unità operativa semplice dell'ULSS 2, Maurizio Cattarin, presidente del coordinamento intercentri. Maurizio, buongiorno. Allora, dietro le quinte Maurizio mi ha passato una lettera di un caregiver. Intanto chiariamo con i nostri telespettatori chi sono i caregiver, Maurizio Cattarin. Sono i familiari che assistono il familiare disabile. Su questa lettera che l'ha fatta una signora che ha avuto anche lei una ragazza disabile con la sindrome di Rett, si è sfogata nella nostra chat a mettere una lettera che piacerebbe... Allora, è una lettera un po' lunga, Maurizio, sostanzialmente io posso iniziare soltanto a leggere alcune righe e dice: immagina di svegliarti una mattina e anziché andare a prepararti per la solita giornata ti fermi perché ti ritrovi con una valigia sul letto, la apri con perplessità e dentro trovi il kit del piccolo tuttofare, cioè tutto il necessario per fare qualsiasi cosa: il medico, l'infermiere, l'avvocato, il legislatore, l'OS, il fisioterapista, il parrucchiere, il nutrizionista. Non hai studiato per fare nulla di quelle cose, di sicuro non tutte assieme, eppure da quel giorno, da quella mattina devi saper fare tutto. Questo è il mondo di un caregiver. Bastano alcune parole, bastano poche parole, Maurizio, in realtà per chiarire. Tu sei papà di tua figlia ha una disabilità grave e hai ascoltato da diverso tempo, ascolti tante famiglie che sono sul territorio. Allora, partiamo da qui. Quali sono le esigenze che una famiglia che convive con una disabilità grave, perché evidentemente è coinvolta tutta una famiglia intera, quali sono le criticità che in qualche modo avete riscontrato? Proviamo a raccontarlo qui in questa sede e con i nostri interlocutori, l'ULSS e la Presidente della Conferenza dei Sindaci, capire in quale direzione stiamo andando, quali soluzioni si stanno cercando. Allora
A nostro parere c'è un grosso problema di comunicazione, nel senso quando noi... Le chiedo di stare fermo con la sedia perché la telecamera non può muoversi, altrimenti ai nostri telespettatori viene il mal di mare. Va bene. Che c'è una mancanza di comunicazione, nel senso quando noi o io o la mia vice cerchiamo di comunicare qualcosa, specialmente a livello regionale, non otteniamo risposta o riceviamo risposte molto evasive. Ho degli esempi se posso farli, ma e questo ci dispiace perché ho avuto il modo di incontrare il Presidente un paio di volte, assicurazioni di interventi, assicurazione di interesse. Ci ricorda l'altra volta che siamo visti, c'era la famosa lista dei desideri. Sì, voi avete fatto una lista di desideri come famiglia. 3 anni fa e ancora è rimasta tale e quale. Ci dica qualcosa, cosa c'era in quella lista in modo da chiarire ai nostri telespettatori quali sono ad esempio degli interventi che voi ritenete urgenti per migliorare la situazione di famiglie che hanno una disabilità. Cioè, allora c'era, intanto la disabilità, definire la disabilità a nostro parere in due maniere, dividerla, nel senso c'è la disabilità dovuta all'età e la disabilità dovuta alla patologia. Quella che abbiamo noi è quella della patologia, cioè sono praticamente quasi tutti malattie genetiche, gravi e molto gravi, e fino adesso c'è molto stato rivolto verso le RSA, verso le strutture per gli anziani. Ho visto che nei centri dei familiari che seguo ci sono parecchie liste d'attesa, sia nelle strutture diurne sia nelle comunità. Avevamo chiesto questo, un aiuto economico, nel senso noi abbiamo l'indennità di cura domiciliare che viene data ai familiari dei disabili, che sono ben 4 euro al giorno. Ho chiesto al Presidente e alla Lanzarini un aumento di questa cifra, visto che abbiamo inflazione, abbiamo costi, aumenti in tutte le maniere. Mi hanno risposto con una... le dico dove, ecco qua, mi ha risposto un certo dottor... Diciamo a nome della regione, diciamo a nome della regione. Mi ha detto, noi abbiamo fatto una normativa, è una legge regionale 1338 del 2013, in cui dice, ha definito le politiche a sostegno delle cure domiciliari, istituendo impegnative di cura domiciliare, quale misura volta a garantire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, sia attraverso assegnazioni di contributo economico finalizzato a garantire adeguata assistenza della cura alla persona stessa, sia attraverso assegnazione di un monte euro di prestazioni e servizi di pari valore. Allora, la misura economica sono 4 euro al giorno. Allora, mi sono informato, per avere un'assistenza domiciliare di un OS, non un infermiere, un OS, viene a costarci dalle 23 alle 25 euro all'ora. Perciò noi con queste 4 euro facciamo ben poco. Assistenza domiciliare lasciamo perdere perché anche questa è molto limitata sia nei tempi sia nella fruizione. Questa è una risposta. Partiamo da qui. Allora, Paola Roma, Presidente della Conferenza dei Sindaci, intanto che potere avete voi come sindaci, che cosa sono i piani di zona, a cosa state lavorando per dare delle risposte a queste famiglie? Ecco, allora mi soffermo proprio su questo. Noi abbiamo lavorato e tra queste fanno parte anche le associazioni, insomma più soggetti, i sindacati, gli assistenti sociali, i rappresentanti politici, circa 370 persone a questi piani di zona, di cui sostanzialmente siamo l'unica azienda sanitaria che ha continuato a tenere aperti questi tavoli proprio per arrivare pronti nella richiesta della Regione di avere appunto il piano di zona. Ora il piano di zona è in Regione ed è in attesa appunto del visto di congruità. Proprio nella scelta che i sindaci hanno fatto a livello di tutta la provincia si è andati appunto al di là delle 140 manifestazioni di interesse che i privati hanno fatto, perché naturalmente i privati partecipano con le proprie manifestazioni di interesse e poi la parte politica va ad individuare quali strutture sono necessarie e urgenti sul territorio. Infatti è stato proprio declinato nel nostro piano di zona, che ripeto è in attesa del visto di congruità,
la necessità di avere strutture per esempio a doppia diagnosi, le situazioni di avere ovviamente degli investimenti importanti soprattutto nell'area della disabilità, intendo disabilità adulta, e anche nell'area dei minori. Entrambe le aree sono state attenzionate da tutti e tre i distretti e in particolare quindi evidenziate poi all'interno di ciò che è stato inviato all'interno del piano di zona. Sono state appunto sentite le famiglie, perché abbiamo anche creato un tavolo provinciale rispetto a questo, che appunto serve anche per dare delle modalità anche di intervento anche nostre. Cosa importante che il tavolo sta condividendo e che quindi verranno poi individuate nei prossimi mesi è proprio il progetto di vita, un ampio, amplissimo lavoro che ha messo insieme, oltre a soggetti preposti e quindi anche l'università, ma anche al diverso mondo della cooperazione, a soggetti che gestiscono anche le strutture, abbiamo inserito anche la Fondazione Tina Anselmi, che fa parte dell'area dell'Asolano, che è proprio specializzata nell'ambito della salute mentale. Quindi quello che siamo andati a richiedere è appunto come territorio una opportunità di intervento e quindi di fare in maniera che questi investitori si spostino dall'area anziani rispetto alle altre due aree che dicevo prima. Per l'area anziani invece abbiamo richiesto, ovviamente per i 58 centri servizi che abbiamo all'interno della provincia di Treviso, che racchiudono anche le IPAB, di poter avere impegnative e posti letto. Queste le richieste che abbiamo fatto proprio per permettere alle esistenti di lavorare, ma di poter anche sopravvivere rispetto a questo. Quest'anno, inoltre, aggiungo, proprio per concludere, che c'è proprio una piantina che ogni sindaco di ogni territorio poteva consultare per sapere qual era l'esistente e quali gli investimenti che eventualmente si andavano a proporre, proprio perché, come dicevo, stiamo attendendo il visto di congruità rispetto a questo. Quindi diciamo, una volta sopraggiunto questo visto, questi piani entrano, diventano di fatto operativi e quindi in concreto che cosa cambia? Allora, cambia che per esempio nelle strutture rivolte alla disabilità verrà fatta una coprogettazione. Questo significa che verrà messo insieme il comune, dove ovviamente c'è l'opportunità dell'investimento, l'investitore e il terzo settore, che naturalmente sarà poi quello che si occuperà di gestire questo. È chiaro che la coprogettazione è un lavoro molto più lungo, molto più diciamo anche dispendioso per noi e anche per i nostri tecnici, in particolare i nostri assistenti sociali, ma anche gli operatori e gli assistenti sociali dell'azienda sanitaria e di cui appunto la dottoressa Giamo poi può anche entrare nel merito rispetto a questo. Ma intendo dire che è un cambiamento che il territorio ha fatto, individuando come prioritarie queste due aree, ma soprattutto valutando la coprogettazione come modalità più idonea per raggruppare in maniera corretta i bisogni del territorio. Questo perché? Perché appunto le famiglie non chiedevano delle strutture di ricovero, chiedevano proprio servizi come ampliamento dell'attività all'interno delle comunità e progetti personalizzati sulla persona, ma per arrivare a questi li dobbiamo concretamente fare anche con l'aiuto del terzo settore e con quelli che sono gli enti gestori. Un'unica precisazione, anche per i nostri uffici non è semplice passare da un'attività in cui, per esempio, porto l'esempio dell'ufficio tecnico che va ad acquisire del materiale, quindi a dare un'acquisizione di un bene attraverso la formulazione di una proposta di offerta, rispetto invece a una coprogettazione che parte da un presupposto completamente diverso. Quindi ci troviamo insieme con un foglio bianco e insieme individuiamo le modalità operative. Senta Sindaco, entrando un attimo nel merito della questione, i 4 euro al giorno e un assistente, un OS che costa 23 euro all'ora, ovviamente non avete la bacchetta magica come primi cittadini, ma quale meccanismo può andare ad intervenire per aiutare una famiglia a sostenere i costi di un assistente familiare in casa? Allora, partendo dal primo presupposto che abbiamo difficoltà a trovare sia gli OS che gli infermieri, che aggiungo anche gli educatori, perché ci stiamo trovando anche adesso in questa situazione, quello che noi chiediamo sostanzialmente è che il Fondo Non Autosufficienza Nazionale abbia una suddivisione tra minori, disabili e appunto l'area anziani, cosa che attualmente non è così. Cioè, è tutto un calderone oggi, Sindaco. Si chiama Fondo Non Autosufficienza a livello nazionale, che poi viene destinato alla Regione
proprio per erogare poi le successivi interventi. Credo che questa formulazione, ripeto, noi sindaci lo abbiamo già scritto, lo ha fatto la nostra conferenza, è stato fatto a più riprese anche per gli OSS in particolare. Questo lo dico perché anche nella parte dell'assistenza delle assistenze familiari abbiamo avuto un'ulteriore situazione nell'aumento dell'Istat e quindi nell'aumento dei costi di queste persone, che le famiglie stanno pagando una mensilità in più. Abbiamo proposto al governo di poter portare in deduzione quella mensilità non per i soggetti in generale, ma per le persone con la non autosufficienza e le categorie fragili. Grazie Sindaco. Poi torniamo da lei. Alberta Giomo, dirigente dell'unità operativa semplice disabilità dell'ULSS 2. Allora, nel quadro di quello che stiamo raccontando, poi ogni storia evidentemente è a sé. Che cosa sta riuscendo a fare l'ULSS? Che cosa si sta impegnando a fare con dei protocolli appunto che potrebbero arrivare? Che cosa non riuscite a fare vorreste fare? Cioè, so che lei sta lavorando molto per questo. Che risposte possiamo dare a queste famiglie? Allora, apro dicendo che ogni mattina nel mio lavoro ricevo l'impatto emotivo della fatica delle persone, delle famiglie che hanno in famiglia una persona con disabilità e credo che ci debba essere una quotidiana rinnovata sensibilità a capire come supportare e alleviare la sofferenza e il dolore che si può provare nel gestire questo quotidiano carico, che è un carico comunque d'amore e va riconosciuto, così come va riconosciuto che in particolar modo le famiglie che gestiscono a domicilio le persone con disabilità hanno questi famosi caregiver hanno effettivamente un carico che però la Regione stessa ha riconosciuto con l'attuazione delle impegnative di cura domiciliare di cui citava prima appunto il signor Cattarin e con l'ulteriore passaggio avvenuto poi nel 2021 con l'istituzione proprio dell'ECD Caregiver, che è proprio un riconoscimento del ruolo sociale che il caregiver svolge per la collettività nella gestione a domicilio della famiglia. Ecco, le ICD, in questo momento mi soffermo su questa tipologia di servizio, hanno diverse nature e anche diversi riconoscimenti economici. Quella di cui parlava il signor Cattarin è l'ICD base, okay? Il primo contributo, il primo livello. Poi ci sono tutte le caratteristiche, altre tipologie di ICD che sono la P e la F in particolar modo nella disabilità, che prevedono contributi diversi proprio a sostegno tramite, come diceva bene il signor Cattarin, o a rimborso o a progetto proprio per il sostegno alla domiciliarità della persona. Ci sono scaglioni, vengono regolamentati dalla DGR in base alla tipologia della disabilità, a livello di intensità assistenziale che noi sappiamo ci arriva dallo strumento della SVAMDI per quanto riguarda alcuni ICD e dalla SVAMA per quanto riguarda altre tipologie di ICD. Okay. E poi dall'integrazione anche per quanto riguarda i caregiver con lo stato di affaticamento e del bisogno del caregiver, quante ore il caregiver all'interno di una giornata si dedica alla cura e all'assistenza del proprio congiunto familiare e anche al Sono figure riconosciute dalla legge i caregiver o in qualche modo si autoproclamano tali? Cioè c'è una norma che in qualche modo identifica queste persone? In qualche modo? La DGR definisce chi sono i caregiver, sì, vengono definiti, quindi può essere il familiare, il congiunto, il convivente, quindi non fa distinzione tra... Però la persona che effettivamente svolge la cura e l'assistenza quotidiana della persona con disabilità. Lei dice, Maurizio, forse questo è una legge nazionale, voglio dire, no? Cioè qui poi l'assegnazione avviene attraverso tutta una serie di passaggi. Sì. Lei dice forse bisognerebbe rivedere questo tipo di norma. La dottoressa Seggiale appunto quello ho fatto tempo addietro, una situazione personale ma penso che si valga per tutti quanti gli altri. Mia figlia è passata da uno stato, cioè dal fatto che si alimentava via bocca, ha fatto un intervento della PEG, perciò adesso viene alimentata attraverso un tubicino, però
lo Stato per la SVAM, Svandi, non riconosce questo non riconosce, passaggio. è uguale come prima. Quindi, oppure bisogna affrontare un nuovo iter? Non lo so, perché mi dicono che il programma è esistente e non prende in carico questi parametri e di conseguenza per la regione, chi ha fatto il programma, mia figlia è come prima. E lei ma si non sente? dico mia figlia, sono vari esempi di questo stato. Poi vorrei fare una domanda alla dottoressa Roma per quanto riguarda i sindaci. Faccio concludere un attimo sì. la dottoressa Giavo, perché voi state lavorando come servizio anche per migliorare determinate situazioni. So che c'è un protocollo a cui state lavorando e che attende di essere in qualche modo validato. Che cosa farà cambiare? Quali novità porterà questo protocollo? Allora, i servizi di disabilità nel territorio hanno una presenza capillare e la disabilità è molto vasta, si parte dalla disabilità lieve, quindi con dei bisogni assistenziali molto lievi, alla disabilità grave e gravissime, quindi con dei bisogni assistenziali importanti. Nel nostro territorio abbiamo presenti servizi storici, in questo momento mi focalizzo di più sulla disabilità grave, che mi pare essere di maggiore interesse, storici che quindi sono nel nostro territorio da più di 40 anni e con i servizi di disabilità del territorio costruiscono il progetto di vita della persona, partendo dall'ascolto di qual è il bisogno. Ovviamente noi come servizio ascoltiamo, creiamo, divulghiamo e cerchiamo di promuovere anche quella che è una cultura di cambiamento partendo dall'ascolto dei bisogni. Il piano di zona è un momento, io lo riporto non dal punto di vista della dottoressa Roma, ma dal punto di vista del tecnico che ci partecipa, come il momento di ascolto principe di quali sono i bisogni emergenti o i bisogni che stanno cambiando delle famiglie con persone con disabilità. Quindi si parte dall'ascolto e si cerca di costruire risposte, soluzioni possibili che mirano a dare il miglior contesto di vita possibile alla persona con disabilità e alla propria famiglia. Ne abbiamo visto con il Covid, ne abbiamo parlato anche in questa edizione. Il Covid ha diciamo, portato alla luce magari le criticità che possono esservi all'interno di questi servizi, ad esempio aperture e chiusure dei centri diurni, il fatto che Caterina ci parla di liste di attesa, non so in che termini, magari poi proviamo anche a spiegarlo. Certo. Queste criticità le state affrontando? Allora, le stiamo affrontando lavorando in sinergia con tutti gli attori attivi nel territorio, comprese le famiglie, le associazioni, i comuni, noi in prima linea, perché ci sono dei servizi storici, ci sono invece dei bisogni emergenti che ci impongono in qualche modo di trovare strategie nuove per dare risposta. Allora vi posso portare un esempio, ad esempio il PNRR che conosciamo tutti, Missione 5, nel nostro territorio sta prendendo vita con il progetto Real Life. Il PNRR si rivolge prevalentemente a persone con disabilità lieve. La sensibilità dell'ascolto del nostro territorio ha fatto sì che noi abbiamo voluto riservare una quota di possibilità anche per le persone più gravi che possano sperimentare percorsi di autonomia, di sviluppo autonomia possibili, alternativi alle consuete strutture, quelle più storiche, come dicevo prima, che sono i centri diurni, le comunità alloggio o le RSA. Sempre nel nostro territorio, partendo dalle esperienze che facciamo con la disabilità più lieve, abbiamo implementato nel corso del 2022 una progettualità che abbiamo chiamato Link Ponte, che è una costola del progetto Link che era attivo nel nostro territorio, che era un percorso di accoglienza e osservazione dei ragazzi più giovani che escono dalla scuola per dare una continuità e che non ci fosse un'interruzione e un tempo di attesa, e per andare poi a individuare qual era il percorso maggiormente corrispondente al bisogno dell'età. L'abbiamo fatto, l'abbiamo sperimentato anche per le persone gravi e gravissime, un piccolo nucleo di persone a cui abbiamo proposto questa iniziativa innovativa che ha dato un buon esito, sia perché ha permesso a noi tecnici di fare un'osservazione più accurata, ma anche di avvicinarli a quello che è il mondo della comunità.
e che quindi potrebbe anche diventare una buona pratica. E che potrebbe diventare una buona pratica. Io so, Maurizio, perché all'epoca lei lo raccontò ad Antenna 3, che una delle grandi preoccupazioni delle famiglie che anche lei sta rappresentando è il dopo di noi, di fronte a una disabilità grave. Ecco, lei oggi saprebbe che cosa succede, cosa sarà, dove andrà sua figlia dopo di lei? No. Lei non ha? E mi preoccupa e anche ho paura di dove potrà finire. Che tipo di opzioni ci sono sul territorio? No, ci saranno le case di accoglienza, le case alloggio, però queste qua sono in mani a cooperative. Io ho chiesto alla dottoressa più di qualche volta, siamo sicuri che il personale sia adeguato? Siamo sicuri che il personale abbia le caratteristiche per gestirlo? Perché l'abbiamo visto sulla nostra pelle. Cioè, quando la nostra figlia o il nostro figlio finisce in comunità, anche nei fine settimana, quando andiamo a prenderli, troviamo a fronte di 20-22 ospiti, 2-3 operatori. Il tema del personale è un tema e dopodiché cosa fanno? Cioè, io porto sempre l'esempio di mia figlia perché non voglio interferire su quello che sono gli altri familiari che rappresento. Mia figlia è in carrozzina, non parla, viene alimentata attraverso una macchinetta. Arriva in comunità, resta sulla carrozzina, è ordinare a letto, la mettono a letto e rimane là, così. Lei dice, chiediamo... Cioè, non lo so se questo è un modo... Cioè, se io devo... È evidente, immagino che l'interazione, uno a uno, il rapporto uno a uno, immagino sia piuttosto difficile. Non è possibile, però... Un potenziamento dell'assistenza dei servizi. Ma avere le persone che lo fanno in maniera corretta. Quante volte sentiamo anche nel corso di quest'anno, dell'anno scorso, che vanno nelle RSA, che trovano il disabile. Quelli sono casi che non sono nemmeno il 25% gestibili e prevedibili. Il 25% delle comunità controllate sono risultate fuori norma. Rimane il fatto che non c'è la possibilità di installare ad esempio telecamere per una questione di privacy all'interno delle strutture, sì, quindi chiaro. È una questione come si trovano, insomma, sì, però la chi lavora male in tutti i servizi, dottoressa? Sì, allora io credo che il signor Catarin tocchi un tema cruciale nella disabilità, che è il tema della fiducia delle famiglie nei confronti delle istituzioni che attivano i servizi di supporto e di sollievo. Quindi la cosa su cui noi stiamo molto lavorando, e mi ricollego a una cosa che ha detto prima la dottoressa Roma, è il concetto di progetto di vita, su cui si sta lavorando. Allora, il progetto di vita significa che durante il noi dobbiamo pensare al dopo di noi, proprio per evitare e accogliere prima l'angoscia che una famiglia con una persona disabile grave che non può parlare, non può esprimere, si trova poi a dover, uno scenario insomma che detta così è ovviamente molto angosciante. Non è una genitorialità, mi passi il termine signor Catarin, normale, quella della famiglia con disabilità, è una genitorialità speciale, ma non come punto di debolezza, lo dico, come punto di forza. Quello che scriveva quella mamma prima, no? È proprio, dice, io ho dovuto imparare a fare 1000 figure professionali. Allora, questo è il tema della fiducia. Rispetto a questo, ovviamente, cosa stiamo facendo noi? È chiaro che il tema del personale, come diceva anche prima la dottoressa Roma, ci sono delle figure professionali che sono di più difficile riperimento rispetto ad altre. È vero anche che noi stiamo mettendo in corso, è attualmente in corso, un cospicuo piano di lavoro e di formazione, da un lato di divulgazione e promozione di quello che è il concetto di vita e di accompagnare maggiormente le famiglie a lavorare, a ipotizzare, pensare, investire sul dopo, e dall'altro anche rispetto alla formazione del personale. Ci tengo a spendere 2 parole perché ci tengo.
La disabilità grave, come viene raccontata dal signor Catarin, no? Quindi la difficoltà non poter esprimere, e quindi un genitore che deve affidare un figlio, che significa avere in testa che il figlio cresce e che non dovrà vivere solo con te, ma che possa trovare un contesto di fiducia a cui affidarsi, è fondamentale per la famiglia sapere di avere degli operatori formati. Non è un caso che, passata la pandemia, siamo tutti un po' ritornati nella normalità, abbiamo un piano di formazione importantissimo rispetto, ad esempio, alla stimolazione sensoriale e la stimolazione basale, che sono tecniche e metodi di relazione, di presa in carico e cura proprio per la disabilità grave e gravissima. E queste formazioni sono non solo rivolte agli operatori dell'azienda ULSS, ma sono state aperte anche in disponibilità agli operatori anche degli enti gestori. Dottoressa Giamo, un attimo, chiedo un attimo anche a lei, Maurizio Catarin e Paola Roma, devo tornare in pubblicità, ci sono le previsioni del tempo, ve le facciamo vedere, poi ritorniamo qui e vi leggo un altro passaggio di questa bella lettera scritta da una mamma, un caregiver. A tra poco. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al meteo. Nessuna rimonta dell'alta pressione, l'atmosfera resta instabile e le temperature saranno altalenanti, ma comunque intorno alle medie. Vediamo intanto il dettaglio di mercoledì 10 maggio. Sul Veneto tempo spiccatamente variabile sin dal mattino, con cielo molto nuvoloso e con precipitazioni diffuse, anche moderate. Limite della neve in abbassamento fino a 1800-1900 metri. Temperature in calo anche sensibile, minime tra 8 e 13 gradi, massime tra i 13 e i 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche in questo caso condizioni perturbate con cielo coperto e con piogge diffuse a tratti abbondanti. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime intorno ai 15-16 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo ben poche novità. Il tempo risulterà piovoso con rovesci, a tratti anche forti. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Al servizio dei più fragili, ben ritrovati. Proviamo ad affrontare il tema della disabilità da più punti di vista, con le parole e l'esperienza personale di una persona che vive questa condizione nella propria vita, con l'ULSS e con i sindaci. Dottoressa Giomo, a che cosa state lavorando? Ci sono due novità che entreranno presto. Sì, allora come dicevo, oltre ai servizi storici c'è comunque un fervente, un mondo che ascolta, i tecnici che ascoltano quelli che sono i bisogni delle famiglie. Allora, uno dai confronti con i familiari era emerso ad esempio un problema, una difficoltà, no? Nell'immaginarsi se succede qualcosa a me, se succede qualcosa a mio figlio, come facciamo a intervenire. Allora l'azienda ha prestabilito, ha fatto un protocollo con il SUEM, a cui sta lavorando la dottoressa Ferramosca, proprio per garantire un intervento quando servirà, che sia mirato e specifico su ogni singola situazione. Quindi si sta creando un database tale per cui nel momento in cui il team parte per andare a fare un intervento di primo soccorso sappia dov'è la persona, dove abita, che patologia ha. Un esempio è al terzo piano, è tetraplegica, devo arrivare attrezzato per riuscire ad accompagnare giù. Un altro intervento importante che l'azienda ha già deliberato è quello del percorso proprio specifico per la sindrome di Rett, che viene inserito all'interno del centro delle malattie rare seguito dal dottor Agostini,
La malattia di Rett è una malattia rara, complessa, degenerativa, che impatta sul sistema nervoso e quindi compromette il funzionamento cognitivo, ma altri tipi di funzionamento, cioè abilità acquisite si perdono, ad esempio il mangiare, il camminare, la parola e quant'altro, quindi richiede un'equipe multidisciplinare che è stata individuata, fatta da neurologi, pediatri, perché è una sindrome che si nota un rallentamento dalla prima età, quindi per fare la diagnosi poi c'è il genetista per la diagnosi appunto genetica che fa la differenziale da altre tipologie sindromiche, ok? E tutti gli specialisti, la logopedia, la riabilitazione motoria, cardiologi, pneumologi, quant'altro, e queste persone che sono state individuate andranno poi anche a fare delle attività di formazione nei già esistenti centri specifici per la sindrome di Rett. Quando saranno operativi questi cambiamenti? Allora, è tutto fatto. Quindi è questione di giorni. Catarina, un altro tema che lei ha lanciato, quello del costo dello smaltimento dei pannolini, che per chi ha un caso di disabilità grave è un costo importante, perché non c'è un'autonomia da quel punto di vista. So che lei è una delle sue battaglie, le risposte sono arrivate? Sono arrivate, per fortuna, grazie alla volontà di alcune persone, di alcuni assessori, sindaci. Adesso abbiamo risolto questo problema, lo smaltimento dei pannolini viene fatto a una cifra ragionevole, cioè uno smaltimento di pannoloni a una cifra simbolica di €1 e di conseguenza è un aiuto per le famiglie, perché prima c'erano bollette che arrivavano 600-700 euro all'anno. Questo dipende, questo è per tutti o dipende da in quale comune si vive? Questo magari... Questo qui è la contarina, l'accordo che hanno fatto i sindaci con la contarina. Prima la contarina era una delle poche in cui venivano pagato lo smaltimento, perché sia la Savno sia la Serenity, come si chiama? No, quella del veneziano non veniva pagato. È una battaglia che va avanti da anni comunque, perché c'era manifestazioni ancora 10 anni fa per che questo appello problema. vuole fare lei, Maurizio? No, abbiamo 2 minuti. Ho avuto occasioni di cercare aiuto, di cercare risposte da parte dei sindaci, e ho visto che a parte uno, su 3 sindaci che ho contattato ultimamente, a parte uno che mi ha risposto in maniera corretta, giusta, adeguata, gli altri proprio non mi hanno dato nessun tipo di risposta, ci hanno lasciati un po' perdere, insomma. E ci si può sentire abbandonati quando accade questo? Sì, perché in fin dei conti sono gli amministratori del territorio dove noi viviamo, dovremmo essere consapevoli delle richieste di aiuto nostri. Paola Roma, una battuta vuole farla su questo? Guardi, io magari mi rendo disponibile per il signor Catarin per capire quali sono le problematiche, anche perché quello che vorrei sottolineare è quel protocollo che con i rappresentanti dei familiari era fermo dal 2014, che abbiamo ripreso, che è un tavolo molto importante perché ci permette di confrontarci prima e anche analizzare le risorse che arrivano al territorio. Parlavo di educatori e l'abbiamo proprio affrontato anche grazie a questo tavolo dei rappresentanti dei familiari con disabilità, e quindi credo sotto questo aspetto di poter dire che siccome con i colleghi, al di là dei comitati dei sindaci dei vari distretti, ma a livello anche di conferenza, abbiamo degli incontri fissi e fissati ogni 10 giorni, ogni 10 massimo 15 giorni, credo che insomma se ci sono delle situazioni particolari magari mi rendo disponibile per capire quale sia la criticità, perché ripeto, il sociale rappresenta l'80% dei nostri bilanci, che al di là di quello che ci arriva a livello del Ministero con quei contributi che vengono dati relativamente ai reddito di inclusione piuttosto che all'altro, ci occupiamo anche di pagare una quota che va proprio all'azienda sanitaria per le funzioni anche delegate, che variano di distretto in distretto. Dottoressa, mi perdoni, devo chiudere e vorrei chiudere proprio con altre 2 parole di questa caregiver, di questa mamma che dice: vorrei avere uno stipendio e una pensione e non perché ho pretese. Sapete quanti per assistere un familiare hanno perso un lavoro o hanno avuto una riduzione di ore? Ecco, vorrei avere uno stipendio e una pensione, ma questo è
un messaggio che proviamo a lanciare alla politica nazionale. Le politiche di assistenza alle famiglie, il vero welfare probabilmente parte da qui. Grazie per essere stati con noi. Paolo Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2, Alberta Giomo, dirigente dell'unità operativa semplice disabilità dell'ULSS 2, Maurizio Cattarin, presidente coordinamento intercentri, per aver lanciato degli input e aver messo sul piatto la propria storia personale anche qui per provare a raccontare quali sono le difficoltà di un caregiver. Grazie per essere stati con noi, grazie davvero per questo bel dibattito, a voi telespettatori per averci seguito. Prima edizione torna domani alla stessa ora, puntuale alle 12. Arrivederci.